Buongiorno, ben ritrovati con questa maratona, terza maratona speciale Padania Misteriosa. Un saluto a Stefania Genovese, filosofo che è qui con noi e ci aiuta a condurre. Mi aiuta, anzi. Grazie Alfredo, ciao, buona domenica a tutti. Una domenica piovosa purtroppo, almeno qui da noi al nord, ma penso che la situazione sia un po' tragica ovunque. E chissà com'è la Terra vista dallo spazio a questo punto. Potrebbe dircelo Samantha Cristoforetti. Ma credo che in questo momento sta passando in questo momento, però, per quella stazione orbitale sono 16 albe, 16 tramonti, quindi non è detto che stia proprio transitando sopra l'Italia. Comunque ne parleremo poi con una bravissima astrofisica, ci racconterà anche come è possibile andare a seguire la stazione orbitale tramite computer e la sua posizione. Certo. Okay. E allora oggi saranno tanti temi che toccheremo, perché spazieremo dagli alieni alla ricerca di vita extraterrestre, la sonda Rosetta, poi invece ci tufferemo in altri misteri del cielo, occupandoci di apparizioni mariane per esempio, ma anche di personaggi storici che hanno fatto la storia della Padania e che hanno una tradizione molto particolare come i Templari. Ma io non voglio anticipare altro, perché Stefania, presentiamo subito il primo ospite. Allora è con noi il dottor Massimo Teodorani. Massimo, ci sei? C'è. Ciao Massimo, astrofisico, ciao. Anche lui dell'INAF, anche collabora col CNES, anche con altri enti di ricerca, super impegnato Massimo, e tu ci parlerai naturalmente parliamo un po' delle intelligenze extraterrestri. Tu hai scritto anche un libro, ne hai scritti diversi la volta scorsa. Sì, perché delle intelligenze terrestri è un po' difficile parlare, almeno guardiamo quelle extraterrestri. Sì, comunque non parliamo di UFO, di schetti o cose, parliamo di cose serie, parliamo di ricerca di vita extraterrestre. Massimo, io vorrei che tu... Ma gli UFO sono una cosa seria, sono gli ufologi che lo sono un po' meno, comunque va bene. Bisogna vedere che è sempre la definizione UFO che va un po' contestata. Tu cosa dici, Massimo? Ma guarda, la questione dell'ufologia è molto controversa, soprattutto per la montagna di bufale che sono state propalate da molto tempo in qua, e proprio per questa ragione questo problema cerchiamo di studiarlo tra quattro pareti. Ecco, bravissimo, infatti me l'avevi anche detto. Naturalmente tu sei uno scienziato a 360 gradi, nel senso che sei uno scienziato comunque che non esclude a priori nessuna cosa, che va a fondo però in modo scientifico, col metodo popperiano, col metodo proprio degli astrofisici. Ecco, ma questo proposito, scusa se ti interrompo, perché Massimo ha studiato i fenomeni di Esdalen. La prima volta che se ne è parlato in maniera diffusa sui canali nazionali fu dalla Fosca Foschini, che ne parlò a Misteri, dicendo che secondo la gente del posto si vedevano tante luci in questa vallata norvegese perché un alieno si era perso. Ecco, no, Massimo, sì, aveva detto questa cavolata. Invece Massimo Teodorani, astrofisico, ci insegna che è possibile comunque investigare fenomeni sconosciuti ricavando dei dati concreti, non leggende da bar, no Massimo? Assolutamente sì, quando i fenomeni sono ricorrenti noi disponiamo di una specie di area laboratorio che ci permette di utilizzare strumenti identici a quelli che si usano in astronomia, come lo spettrografo, il magnetometro e diversi altri. Massimo, io ho letto degli articoli che tu mi hai mandato e volevo appunto chiederti com'è il punto della ricerca. Volevo che tu ci spiegassi ai nostri radioascoltatori tutti i protocolli SETI, ma i protocolli anche correggimi, SETT, SETV, e poi c'è un altro tipo di ricerca che sono tutti dei corollari del SETI. Se tu ci puoi un po' spiegare come va avanti la ricerca, appunto. Sì, certo. Allora, per quello che riguarda il progetto SETI, diciamo SETI Standard, io ne ho fatto parte e ho collaborato anche perché quando puntavo i candidati pianeti extrasolari con radiotelescopio in medicina alla parabola di 32 metri, c'era sempre uno spettrometro in funzione a 10 milioni di canali che scandagliava quella parte di cielo che stavo puntando, cioè il punto in cui puntavo la stella. L'idea è quella di sperare di trovare dei segnali con un effetto Doppler, quindi con spostamento. Sì, Massimo? Mi sa che abbiamo qualche problema. No, Massimo, dovresti spostarti un pochino perché il segnale va e viene. Ah, ok. Io adesso cerco di stare fermo. Bene, perfetto. Sento poco. No, ora ti sentiamo bene. Ok. Ah, ok. Comunque il protocollo è molto semplice, cioè occorre rilevare dei segnali con delle caratteristiche ben precise, cioè segnali Doppler che devono essere registrati con continuità
e non solo in maniera transiente, non solo da un osservatore ma da più osservatori. Se questi osservatori rilevano la stessa cosa e per un tempo prolungato, allora abbiamo conferma che il segnale proviene da un sospetto pianeta di un'altra stella e quindi possiamo tentare di decodificare l'eventuale segnale che appare. Tenete presente che adesso con le nuove tecnologie, qui dobbiamo ringraziare gli ingegneri, soprattutto in Italia, in modo particolare l'ingegner Montebugnoli, con cui ho avuto il piacere di lavorare, ma anche l'ingegneria Jader Munari, che hanno fatto molto per questo. Sono analizzatori di spettro multicanale che oggi o comunque molto presto riusciranno a decodificare simultaneamente 1 miliardo di canali e quindi riuscire a prendere, a beccare l'ago nel pagliaio, come si suol dire. Per ora non ci siamo ancora arrivati, però ci sono delle prospettive molto promettenti, perché adesso con le nuove tecniche di monitoraggio del cielo si è in grado, con le tecniche phase array, di scandagliare simultaneamente più parti del cielo e nello stesso tempo avere molti canali a disposizione e in più anche degli algoritmi di analisi per estrarre il segnale dal rumore, cioè per estrarre lo spillo diciamo dalla paglia, che sono sofisticatissimi, come le tecniche KLT, Karhunen-Loewe Transform, e che potranno molto presto, a mio parere, fornirci qualche cosa. Però tenete presente una cosa, che la probabilità di trovare un segnale intelligente aumenta ovviamente all'aumentare della distanza. Perché insomma è il fenomeno dell'intelligenza e quindi della capacità tecnologica, è un fenomeno presumibilmente molto raro. All'aumentare della distanza, quindi più distanti sono le stelle, più aumenta la probabilità, però c'è il problema che all'aumentare della distanza il segnale diminuisce con l'inverso del quadrato della distanza, quindi chiaramente dobbiamo aumentare la potenza dei radiotelescopi, dei ricevitori e per poter rilevare segnali deboli. C'è da dire una cosa, è stato fatto molto, è stato trovato poco o nulla. Occorre prendere meglio la mira. E io ho pubblicato 2 articoli su Acta Astronautica con peer review accettati qualche mese fa, in cui cerco di delineare i criteri con cui prendere meglio la mira, perché sennò è come sparare a vuoto. Sì, infatti leggo qua i tuoi articoli, sono molto seconda parte. Sono molto interessanti. Pronto? Scusa Massimo, stavo dicendo che proprio l'ho letto, i tuoi articoli sono molto interessanti. Scusa se volevo aprire una parentesi, magari vorrei fare un appunto che spesso viene fatto dai nostri radioascoltatori. Ci sarà sicuramente qualcuno che pensa, chissà quanti soldi stanno buttando per questi progetti, che poi a cosa portano. Sempre i soldi, vedi, sempre lì. Massimo, non è vero che comunque questi progetti non è che sono costosi o costosissimi, sono all'interno del monitoraggio, dello studio del cielo, sì. Quindi non hanno un costo, cioè non è che vengono tolti dei soldi dalla sanità. Allora, aspetta, facciamogliela diversamente la domanda. Io sono andata sul Massimo, pratico. ma allora si spende di più per il progetto SETI, SETV eccetera, o per le cene di Matteo Renzi quando era presidente della provincia? Ma io credo proprio che una sola cena di Matteo Renzi possa compensare tutti in 50 anni del progetto SETI. Non voglio esagerare, ma comunque mi è piaciuto calcare la cosa. Ecco, oppure anche quando si comprano i super bombardieri, si pensa che tutte le spese io che vi vengono... faccio presente che un missile, per esempio io mi intendo molto di armamenti per svariate ragioni. Un missile Tomahawk di quelli da crociera costa 2 milioni di euro. Con 2 milioni di euro noi riusciremo a fare una ricerca, per esempio, sulle luci di Esdalen per 5 anni. Quindi immaginate i paradossi di questo mondo, insomma. Sì, mi immagino. Senti Massimo, sempre leggendo i tuoi articoli, io ho letto che c'è un'altra procedura, un altro protocollo che è basato sull'entanglement, quindi la fisica quantistica. Tu ci puoi spiegare appunto anche questo, come viene applicato per la possibilità di trovare intelligenze extraterrestri, di captare un segnale? Certo, allora questo progetto non è ancora partito,
però ci sono tutti i presupposti per farlo partire, e il presupposto innanzitutto nasce da un fisico quantistico americano che si chiama Fred Tilde, che prevede che tutto praticamente nell'universo sia legato da un vincolo di entanglement. Entanglement significa intreccio, ed è un fenomeno che per ora è stato dimostrato solamente nelle particelle elementari. Se voi prendete due particelle e le fate interagire, questo l'abbiamo fatto diverse volte, è stato fatto e dimostrato, e si fa qualcosa su una particella semplicemente osservandola, lo spin di quella particella, ad esempio di un elettrone, invertirà la sua polarità. E fin qui va bene, una delle due particelle è qui in laboratorio, l'altra la spediamo a 1000 anni luce. Quello che succederà è che anche l'altra particella, senza aver subito un'interazione, subirà le stesse variazioni di quella che è a terra, quindi esiste un vincolo di entanglement. Bene, si ritiene che questo vincolo di entanglement possa essere operativo fin dai tempi della nascita dell'universo, perché quando l'universo, prima dell'inflazione, della fase dell'inflazione, era molto più piccolo, si ritiene che tutte le particelle fossero in qualche modo interagenti e quindi connesse. Si ritiene che anche dopo, l'ipotesi ancora indimostrata, che anche dopo l'espansione dell'universo questa connessione sia rimasta e quindi che possa essere attiva anche nei neuroni del cervello, dove che è fatto anche lui di particelle di qualche tipo. Allora l'idea è che una civiltà molto evoluta sia in grado di mandare dei segnali codificati istantaneamente, in maniera tale che poi noi potremo rispondere allo stesso modo in tempo reale, direttamente nel cervello. Però questo non ha niente a che vedere con la telepatia, ma è proprio dei segnali codificati nel cervello che non hanno a che vedere con le forme d'onda della brainwave, cioè dell'onda cerebrale, le onde alfa, teta e delta, hanno a che vedere con il rumore, il noise. Allora in questo caso l'idea, la procedura sarebbe quella di rettificare le onde cerebrali utilizzando un polinomio interpolatore di ordine elevato, del quinto, del sesto ordine, e ridurre tutto a una retta, e poi concentrare la ricerca tutto su quella retta dove c'è il noise, dove c'è il rumore, utilizzando gli stessi identici algoritmi di analisi, di estrazione del segnale dal rumore che sono utilizzati nel seti standard. Se si riesce a rilevare qualche cosa, allora è il momento di decodificare il tutto utilizzando matematici o qualcun altro. È chiaro che se questo avviene, allora verrebbero dimostrate due cose. Uno, che il meccanismo dell'entanglement è diffuso domini che sono molto più anche in domini che sono molto più grandi di quelli delle particelle elementari. Due, che le intelligenze extraterrestri preferiscono comunicare in tempo reale, non desiderano perdere tempo, utilizzare le onde elettromagnetiche che richiedono tantissimo tempo perché sono vincolate dai 300.000 km al secondo della velocità della luce, e quindi dimostreremo due cose. Vale la pena tentare e si può fare utilizzando degli elettroencefalografi applicati a un campione selezionato di persone assolutamente normali, non è necessario che siano dei talenti particolari, e utilizzando elettroencefalografi ad altissima risoluzione nel dominio delle ampiezze, delle frequenze e dei tempi, e poi utilizzando degli algoritmi di analisi per vedere se c'è o non c'è qualcosa. Quindi è affascinantissimo quello che... oppure confutare questa ipotesi, provare. Cioè, la cosa è molto fattibile anche con un numero relativamente limitato di fondi. Massimo, d'astrofisico, l'ultima domanda, magari un po' personale, meno d'astrofisico. A tuo giudizio, qualche civiltà extraterrestre può aver tentato nel passato, quando noi non eravamo ancora pronti a riconoscere segnali elettromagnetici, a onde elettromagnetiche, a comunicare con noi? Potrebbe essere? È un'ipotesi che potrebbe essere stato. Abbiamo probabilmente perso l'occasione, purtroppo, perché trovare quelle windows of opportunity, come dicono gli americani, che sono vincolate
dei tempi di durata di una civiltà, cioè questi segnali devono arrivare nel momento in cui noi siamo in grado di prenderli, in caso contrario sono persi. Bene Massimo, noi ti ringraziamo moltissimo, ti inviteremo ancora, approfondiremo questi argomenti. Grazie, che sono veramente Stefania. Appassionanti, molto molto avvincenti anche. Ciao Massimo. Ciao, Ciao grazie. a tutti, ciao Alfredo, ciao Stefania. Ciao, grazie. E il prossimo ospite è? Sabrina Masiero, Che? è astrofisica del Telescopio Nazionale Galileo ed è l'INAF. Sabrina, ciao! Ci Ciao, sentiamo da grazie. molto lontano, Sabrina. Tu Sì. sei alla Fondazione Galileo, il Telescopio Nazionale Galileo, è vero? Sì, è la prima volta che noi ci sentiamo da Davvero? così lontano. Sono arrivata all'inizio di questo mese, a novembre. Sì. Sì. Senti, adesso dici un po' cosa fai lì a questo telescopio Non ho nazionale. capito dov'è però. È alle Canarie. Ah, beata lei. Alle Rock de los Muchachos. Tu correggimi perché so che stai anche imparando bene lo spagnolo, avrai una dizione perfetta. Io con le lingue veramente sono un po' scadente. E adesso si trova appunto in questo telescopio nazionale Galileo, dove sta facendo degli studi e delle rilevazioni, ma ci spiegherà lei cosa. Certo. Ecco, dici. Sì. Allora, in realtà c'è un telescopio che si trova a 2400 metri di quota, come dicevi giustamente tu, si trova all'osservatorio delle Rocche de los Muchachos, però c'è una sede, la sede degli uffici, che si trova invece a livello, non proprio diciamo a livello del mare, ma circa 300 metri dal mare, a San Antonio. Adesso non sei in alto, quindi non hai ancora fatto tutte le curve. Non ancora. Non ancora. Mi spiace. Ancora. Sì. Però mi hai detto diciamo che c'era vento da voi, c'era un vento fortissimo. Sì, ecco, moltissimo, 130 km all'ora, per cui il telescopio è rimasto chiuso per alcuni giorni e ci sono stati anche problemi proprio nel salire, no? Perché sapete i disagi che ci possono essere a 2400 metri di quota, bisogna fare il giro dell'isola per poter raggiungere il telescopio. Però per fortuna lui è al sicuro, noi siamo al sicuro anche qui. Quindi tutto procede per il bene. meglio. Tu ti stai applicando alla ricerca di pianeti extrasolari, che è una delle tematiche più affascinanti di questi ultimi 20 anni. Sì. E in questi ultimi 20 anni, giustamente, come dici tu, Steffi, è uno degli argomenti più, diciamo, all'avanguardia. E l'Italia ha un programma di ricerca sui pianeti extrasolari che si chiama GAPS e significa letteralmente in inglese Global Architecture of Planetary Systems. Quindi è una ricerca cioè proprio uno studio nel cercare di capire come sono strutturati, quali sono in realtà le caratteristiche, quindi l'architettura dei pianeti al di fuori del nostro sistema solare, e questo si può fare grazie ad uno strumento montato al Telescopio Nazionale Galileo. Quindi è una grandissima opportunità che è stata offerta dalla comunità scientifica. Dal 2012 ARTS Nord funziona ed è uno dei più grandi cacciatori di pianeti extrasolari che noi abbiamo nell'emisfero nord. Ce n'è un altro nell'emisfero sud, si chiama ARTS, non c'è il sud perché in realtà è stato costruito circa 12 anni fa, è in realtà un gemellino, una sorta di copia di questo ARTS Nord, che anche lui in realtà lavora alla ricerca di pianeti, però osserva in realtà l'emisfero sud della nostra Terra. Quindi il telescopio italiano più grande, quindi non è sul suolo italiano ma è in suolo spagnolo? Sì, quindi, sì. Ecco. Sì, perché È un po' paradosso, ma vabbè. C'è collaborazione comunque, questo ci spiegherà poi Sabrina, appunto. Ci sentiamo un pochino isolati, per dirla proprio in piena sincerità. Però non è possibile andare a tagliare una montagna in Italia. Non è possibile farlo per tanti motivi, ma anche e soprattutto perché il motivo principale non c'è in realtà le condizioni atmosferiche giuste per poter osservare le stelle. Per cui per poter catturare tanta più luce da questi oggetti, per poter quindi avere le più grandi informazioni possibili, bisogna andare su dei siti che siano ottimali per l'osservazione. E le Canarie, l'isola di La Palma, è uno di questi posti. Ecco. E qui c'è proprio il telescopio italiano più grande, perché ha un diametro di 3,5 metri, 3,6.
E deve essere Sì. affascinante per te che tu sin da giovane, da bambina, hai sempre maturato questa passione, hai sempre avuto questa Sì. passione di vedere le stelle, ne avevamo già parlato in altri Sì. collegamenti. Senti, io ti voglio dire, le scoperte recenti sui pianeti strasolari, grazie a questi ad ARPS, ENI e al TNG, ce ne sono state comunque. Sì, posso raccontare le più recenti, quelle Sì. di quest'anno, perché in realtà per fortuna ce ne sono tante, però posso dire soltanto quelle che hanno più rilevanza. dal Ecco, punto sì, di ce n'è vista una mediatico. particolare, mi sembra, c'è un sistema Sì. planetario invertito, è vero? Nel senso Quello che sì, però all'inverso. sì, è anche un Sì. sistema planetario un po' particolare perché è Ecco. formato da 2 stelle. Allora, vi posso raccontare della prima, che è stata Sì. una notizia che diciamo, è stata diffusa nel luglio scorso, e questa è in realtà proprio frutto del gruppo GAPS, del gruppo di colleghi che lavorano a Padova, in particolare Silvano Desidera ha guidato tutto il gruppo di ricerca. Si tratta in realtà di 2 stelle che sono legate fra di loro. Non era mai stato osservato prima una cosa di questo tipo, quindi un sistema binario di 2 stelle, e ciascuna di queste 2 stelle ha un mini sistema planetario, e molto probabilmente ci sono degli altri pianeti che devono essere scoperti. La stella, quella che è stata osservata dal gruppo GAPS, ha in realtà 2 pianeti, e forse c'è la presenza di un terzo pianeta. Mentre l'altra stella che era stata osservata in passato ha un pianeta, e forse bisogna confermarne la presenza anche di un altro. E invece quella che dicevi tu, quella che Sì. citavi tu, del Sì. sistema planetario invertito, questo è importante perché osservare i pianeti al di fuori del nostro sistema solare fa capire in realtà la molteplicità, la grande differenza con il nostro sistema planetario. Noi abbiamo in realtà i pianeti rocciosi più vicini al Sole. No? Sapete, Sì. per esempio, Mercurio, Venere, Certo. Terra e Marte sono molto vicini al Sole, sono più interni. Gli altri, quelli più giganti, quelli più gassosi, si trovano esternamente. È stato osservato sempre da un gruppo di ricerca di italiani, utilizzando proprio ARP Nord, anche questo, che in realtà esiste un mini sistema planetario dove i pianeti sono invertiti. È un grande pianeta, quindi delle dimensioni di Nettuno, si trova molto vicino al Sole ed è gassoso, ed è quindi più vicino, no, al Sole, mentre il pianeta terrestre, molto simile alla nostra Terra, si trova più lontano. Ovviamente qua ci sono tutta una serie di studi che devono essere compiuti, come sapete, no? Sulla immagino, si potrebbe congetturare ad esempio quali generi potesse esserci la vita, quali genere però di vita potrebbe esserci su un pianeta anche così, e comunque è interessante anche analizzare, appunto, è una cosa curiosa, almeno a me sembra molto curioso, io non ho mai sentito un sistema planetario così. Tu cosa ne pensi? A rovescio. A rovescio. A rovescio, a rovescio. Ma Sabrina, scusa, ma perché io così quando si seguiva Piero Angela, lui diceva ma la scienza lo dice, e comunque un pianeta per essere abitato come il nostro deve essere a determinate posizioni, esatto, non troppo lontano, non troppo vicino. Quindi questo sistema invertito, immagino che il pianeta che immagino sia più simile al nostro, ma in realtà se è così lontano vita non ce n'è. Sì. Esattamente come dici tu, Alfredo, è praticamente molto difficile pensare di trovare vita su pianeti rocciosi che sono molto lontani, perché giustamente c'è bisogno di condizioni di luce e di calore che siano ottimali per la vita, e quindi per il momento non casca neppure all'interno di quella che è la zona di abitabilità, come si definisce, no, questo pianeta, cioè c'è una regione all'interno di ogni sistema planetario dove l'acqua, diciamo, si può trovare allo stato liquido. Questo pianeta roccioso molto lontano non rientra all'interno di questa zona di abitabilità, perché si fanno dei calcoli, si può fare una stima e vedere quanto grande può essere. E la zona abitabile in realtà è importante per noi, perché siccome cerchiamo vita simile a noi, abbiamo bisogno anche di un pianeta che abbia acqua allo stato liquido, dove la vita si nasce e si sviluppa. Ascolta Sabri, ti dobbiamo fermare un attimo, però resta con noi perché c'è la pubblicità. No, fra un minuto. Allora, c'è un minuto, quindi invitiamo a mandare gli sms al 346 6427 756. Fai la domanda. No, mi è venuta in mente la teoria del cielo di Kant, no? Che diceva che sui pianeti gassosi esistevano, erano le teorie dell'Ottocento, dice pianeti gassosi, le elementi più, cioè creature spirituali elevate. Cioè stai dicendo che qui c'è il peggio del peggio? No, adesso scherzi a parte, io ho fatto questa citazione qui. No, comunque, ad esempio,
Sì, ma Stefania, comunque non possiamo dire nulla su quella che è la vita in pianeti gassosi, ci potrebbe essere, però noi non siamo in grado di riconoscerla. Questo è il problema. Sì, hai ragione. Poi comunque io ti ricordo sempre che io ragiono un po' da filosofo, faccio delle citazioni, mi vengono, ma quello che volevo comunque dire, però ci sono certi satelliti di Giove, ma alcuni sono gassosi, potrebbe anche lì essere ipotizzato qualche però lo sentiamo dopo la pubblicità. Ecco, però. Continuiamo dopo, Sabri, resta con noi, grazie. Grazie. Padania Libera. La dentiera ti dà problemi? Con Pentadent potrai passare in breve tempo dalla dentiera alla protesi fissa. Negli ambulatori Pentadent troverai esperienza pluriennale ai massimi livelli, costi accessibili con possibilità di finanziamenti agevolati, sedi distribuite nel territorio per facilitare i controlli periodici. E per i residenti in Lombardia possibilità di usufruire del contributo offerto dal Servizio Sanitario Regionale. Per informazioni chiama l'800 700 860 o vai su pentadent.it. Un suono perfetto. Finalmente Radio Padania a casa tua senza più interferenze. Per le prossime feste regalati o regala una Radio DAB. Vai sul sito radiopadania.net e troverai tutte le informazioni su come riceverla direttamente a casa tua. Oppure chiama 0266 23 4449 e lascia il tuo numero in segreteria. Difficile spiegare ai figli le ragioni di una separazione. A volte sono troppo piccoli loro, a volte troppo grandi le ragioni. Ancora più difficile è spiegare perché ci sono meno soldi. Regione Lombardia sostiene i genitori separati o divorziati da poco e in difficoltà, contribuendo con 400 euro al mese fino a 6 mesi. Per saperne di più, chiedi alla tua ASL. Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da 980 euro netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 389 11 89 705. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Nella casa del futuro l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL propone a Busto Garolfo villini singoli e bifamiliari in classe A+, con costi energetici quasi azzerati. Una sintesi perfetta tra estetica, comfort ed efficienza per regalare agli acquirenti il sogno di un'abitazione veramente ecocompatibile. Per informazioni 0331 070 766. laghialpinisrl.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Ok, ci siamo collegati con Sabrina. Adesso, cara Sabrina, adesso abbiamo parlato un po' del telescopio nazionale Galileo, adesso andiamo a parlare di un altro avvenimento che ci ha molto colpito. Parliamo di una donna molto importante, molto famosa. Ecco, parliamo di Samantha Cristoforetti e della missione Futura, la prima donna italiana a volare a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Tu più o meno conosci Samantha, ci puoi dire anche quali esperimenti farà sulla stazione spaziale?
Sì, non conosco Samantha Cristoforetti di persona, anche se diciamo ho seguito la sua questo periodo di addestramento, poi il lancio, adesso in questo periodo sto anche seguendo quelle che sono, no, le varie operazioni a bordo che vengono compiute a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Ci saranno sicuramente una serie di esperimenti. Sapete che ogni giorno c'è una sorta di planning, di agenda che tutti gli astronauti devono fare a bordo, oltre che in realtà fare le pulizie, quindi cercare di pulire, mangiare, dormire, anche qualche volta no, c'è anche un piccolo momento di relax, devono in realtà portare avanti una serie di attività, di esperimenti. Sappiamo che lì attaccato alla Stazione Spaziale Internazionale uno dei moduli si chiama proprio Columbus ed è un laboratorio europeo, quindi l'Italia ha contribuito alla realizzazione di questo grandissimo laboratorio. Questo è il nostro orgoglio, insomma. E questo è anche il nostro orgoglio italiano, oltre anche tra le altre cose anche la cupola dove gli astronauti in realtà possono osservare la loro finestra sul mondo, possono osservare da terra. In realtà entrambi questi pezzi sono importanti perché in uno vengono in realtà sviluppati tutti gli esperimenti sul corpo umano, devono tener conto del fatto che in condizioni di microgravità, di assenza di peso, come si suole definire questa condizione degli astronauti, ci sono una serie di le attività del corpo cambiano, basti pensare per esempio al calcio, oppure anche ai globuli rossi che diminuiscono, oppure il calcio che diminuisce, i globuli rossi invece aumentano di quantità, quindi c'è bisogno di un'alimentazione, di uno studio del corpo che è estremamente importante. Tra le altre cose si diventa più alti in orbita, la colonna vertebrale subisce un allungamento. Andrebbe bene per questo... me. Scusa se ho fatto la battuta un po' sciocchina, so che ci mancherebbe, perché gli esperimenti che qui sta anche è sottoposta Samantha io so che è monitorata, non è vero che è sotto la tuta, cioè noi abbiamo le visioni un po' sempre fantasiose, fantascientifiche di tutte queste astronaute che invece sono lì tranquille, invece hanno delle tute particolari anche con dei monitoraggi che poi vengono rilevati da terra, non è vero? Sì. Vengono, durante anche durante per esempio la loro attività fisica sono continuamente monitorati per vedere anche giorno per giorno, sono una sorta di cavi umane, perché giorno per giorno devono fare un certo tipo di attività fisica buona per la loro costituzione fisica, per la muscolatura, e quindi hanno degli elettrodi, hanno una serie di macchine che vengono applicate sul corpo umano, quindi voglio dire, oltre all'aspetto fisico ci sono esperimenti anche di crescita delle piante, ci sono esperimenti legati anche per esempio a una nuova stampante 3D che viene sperimentata nello spazio e che poi verrà applicata nella vita quotidiana. E ovviamente c'è la famosa Espresso, il caffè italiano, dobbiamo anche tener conto di questo, che Samantha porta in orbita un ottimo caffè italiano, la prima macchinetta ad espresso. Comunque senti, il curriculum di Samantha è di grande eccezione, è fantastico, perché non è semplice, non è vero, diventare astronauta, è stata scelta tra tantissime persone. C'è 5 anni mi pare di addestramento. Sì, ma poi è stata scelta tra 1500 candidati europei. E bisogna avere comunque non è solo una preparazione tecnica, scientifica, anche una buona preparazione fisica e anche psicologica, perché proviamo a immaginarci a essere chiusi in un posto delimitato nello spazio senza di gravità, insomma bisogna avere una formazione notevole, non è vero? Bisogna avere prima di tutto una buona conoscenza, cioè la formazione, saper parlare le lingue. Samantha in realtà non ha studiato in Italia, bisogna dire questo, bisogna sfatare questo mito che ho sentito dire che è il merito della scuola italiana. No, scusate. È un po' difficile. È un po' dura la cosa, ha studiato negli Stati Uniti, ha fatto a Monaco di Baviera, è stato in Germania, in Francia, in Russia, conosce, dicevano 9 lingue, non lo so, non posso confermare questo, sicuramente ne conosce molte, ma oltre all'aspetto educativo che è importante, e lei in realtà ha saputo fare il tipo di una carriera alle spalle, ha voluto conseguire un certo risultato e l'ha intrapreso, voglio dire, è stata decisa e ci è arrivata
diciamo con i suoi piedi fino in fondo. Sarebbe piaciuto anche a te fare l'astronauta, scusa se ti blocco, perché io so che tu hai scritto un bellissimo articolo in cui raccontavi che sin da bambina, proprio anche quando vedevi partire gli Space Shuttle, ti immaginavi di essere proprio sentire la forza di gravità, la pressione durante la partenza, ecco, quindi è vero. È vero, perché io ho visto, ho cominciato nell'81 con i primi voli, però nel 1983 Sally Ride, che era la prima astronauta americana a salire a bordo di uno shuttle, diciamo mi ha ispirato tantissimo, e io un po' mi disegnavo come la prima donna italiana, però meglio Samantha sicuramente. Senti, Sabrina, come si fa per seguire Samantha? Io l'ho accennato prima all'inizio, c'è un sito web, come facciamo a sapere quando passa la stazione orbitale tramite il computer? Puoi darci delle indicazioni? Sì, ce ne sono, diciamo, ci sono un sacco di modi per poter seguire Samantha, però dobbiamo ricordarci che c'è un suo sito web che si chiama Avamposto 42, e ricorda in realtà il famoso libro Guida Galattica per autostoppisti. 42 poi anche la sua missione, quindi Samantha è felicissima di questa coincidenza, che poi in realtà è stata del tutto casuale, e possiamo seguirla quindi sul suo sito web dedicato soprattutto all'alimentazione. Si può guardare su Twitter, perché Samantha si trova su Twitter, su Facebook, basta digitare Samantha Cristoforetti. La cosa interessante è che da alcuni giorni esiste un'applicazione, Friends in Space, e vi posso assicurare che è bellissima. Potete salutare Samantha, è un'applicazione, basta scrivere proprio amici nello spazio, quindi Friends in Space, potete salutare Samantha, si osserva in realtà la posizione della stazione spaziale in ogni momento. Nel momento in cui si trova sopra le vostre teste diventa in realtà, diciamo, cambia colore, diventa verde, e c'è la possibilità di mandare dei saluti a Samantha stessa, e quando Samantha si connette si osserva in realtà il suo saluto che diventa violetta. L'ho visto, posso assicurarvi che ho avuto io non sono ancora riuscita a collegarmi perché non ho avuto tempo. Comunque ridici il sito per cortesia? Dai, dunque il sito si chiama http app.friendsinspace.org, però basta scrivere soltanto Friends in Space e riuscite a trovarla, è una buona applicazione, Ecco, poi c'è il web Avamposto 42 su Avamposto 42, poi ovviamente ci sono tutta una serie di siti web per cercare la Stazione Spaziale Internazionale, però basta scrivere ISS posizione, oppure tracker, oppure ce ne sono un sacco veramente sul sito dell'ESA, Events Above, insomma ce ne sono un sacco. Benissimo. Però già questo è buono, quello di Friends in Space. Noi teniamo presente Friends in Space. Sabrina, ti ringraziamo moltissimo, buon proseguimento nel tuo lavoro, anche la tua missione, perché anche tu hai una grande missione di monitoraggio dei pianeti di studio del cielo, e a risentirci presto. Grazie infinite per la tua partecipazione. Grazie Stefania, grazie Alfredo, grazie mille a voi. Ciao Sabrina, ciao. Ecco, ci stiamo collegando dalla radio con il sito Space, magari riusciamo anche a salutare Samantha Cristoforetti. È una posizione giusta, come diceva Sabrina. Adesso siamo in collegamento col dottor Marco Castellani, astrofisico dell'Osservatorio di Roma. Sì, buonasera a tutti, buonasera Stefania. Buonasera Marco, benvenuto. Grazie mille. Ecco, prima hai sentito Sabrina, che è sempre molto brava, ci ha raccontato del suo lavoro al TNG, ci ha parlato di Samantha Cristoforetti. Immagino che anche tu stai seguendo Samantha. Sì, è una cosa, comunque è una missione, a parte insomma il fatto che sia una prima italiana nello spazio, e comunque è un personaggio di una simpatia anche umana veramente intrigante, per cui è una cosa, e poi è una missione importante, come sicuramente Sabrina avrà avuto modo di spiegare, per cui la seguiamo un po' tutti. Insomma, penso che anche molte persone che non lavorano direttamente con lo spazio comunque sentano il fascino di questa avventura. In realtà è proprio una bella avventura. Io spero soprattutto che capiscano anche per lei, per Samantha è stata una passione, la sua carriera e tutto. Comunque quali importanti anche esperimenti si fanno in orbita con Samantha, che poi hanno anche dei ritorni. Io continuo a dire dei ritorni sulla Terra. Sembra una persona che, non so, è un po' troppo pratica o peculiarmente. No, ma è verissimo. Stavo vedendo qualche ora fa, insomma, proprio nei siti di Samantha che poi avete già dettagliato, ci sono i dettagli appunto di esperimenti che già sono cominciati, che Samantha sta conducendo, per cui immagino che comunque sia un bel lavoro anche
anche diciamo intensivo, ecco, non è che Certo. non sarà con le mani in mano sicuramente. E poi Poi certo sì. sappiamo che le ricadute di questi esperimenti Ecco, anche sulla Terra bravo. Sì, subito, dopo un pochino, insomma, sono innumerevoli, insomma, le ricadute che poi piano piano arrivano, per cui certo. A livello tecnologico, medico, biologico. sì, l'ambito medico, alimentare, Sì, anche nutrizionale è molto importante, sì, e poi comunque in ogni caso è difficile pensare che lo spazio non possa essere la nostra frontiera, insomma la prossima frontiera, quindi bene o male imparare a capire come si sta nello spazio, le limitazioni, i benefici, insomma quello penso che sia importante, a parte anche le ricadute mediche immediate che mi sembra che ci siano, insomma, anche per le persone sulla Terra proprio. Sì, infatti una volta ce le ha anche descritte il dottor Umberto Genovese. Sì, bravissimo, anche lui, sì, la risonanza magnetica, poi vabbè, il professor Bignami ha detto anche le cose più superficiali, anche i flash del cellulare, insomma, da cose anche di uso quotidiano comune, anche un po' frivole o meno frivole, a cose invece più importanti come anche esami, test medici, apparecchiature diagnostiche. Quindi sì, da un ampio spettro, sono cose che ma io penso che se uno si documenta un pochino, diciamo che la risposta alla domanda se serve o no la può trovare, insomma, ed è una risposta affermativa, serve. Scusami Marco, io ribatto sempre su questo tasto proprio per far capire che non è che si buttano i soldi. È giusto, è giusto anche astruse o assurde, ma certo, no, è giusto, ma guarda, io penso che è giusto che uno si faccia la domanda, specialmente una persona che non è addentro può chiedersi ma tutti questi soldi, però io credo che in coscienza uno scienziato che lavora può dire guardate, questi soldi del contribuente insomma sono spesi per qualcosa che ritorna, che è positivo, che comunque di cui abbiamo benefici un po' tutti, insomma. Mi ricordo, dunque tu hai anche segnalato un articolo, aiutami a ricordare, in cui dicevi che è stato una volta una suora ha scritto a chi è il presidente della Sì, è un articolo di un po' di tempo fa, adesso non ce l'ho qui però sotto mano, lui spiegava, però comunque era un dialogo fra una suora che diceva, che chiedeva in termini molto comunque cortesi, insomma, ragione dei soldi spesi per una missione. Adesso da che pulpito, scusa? No, ma perché il link, se no era interessante, lo potrei trovare comunque. No, comunque diciamo era per dire comunque che veniva risposto che poi i soldi che venivano spesi poi avevano ricadute anche per sfamare la popolazione, quindi erano c'erano ritorni positivi, invece che sfamarne 10, aveva fatto anche un bel esempio, aveva fatto una citazione anche molto bella. Infatti era un esempio di un dialogo molto costruttivo, molto sereno in realtà, e io penso che a questo dovremmo un pochetto informarci anche noi adesso, e quindi in cui sia la suora che lo scienziato rispondevano in maniera molto interloquivano in maniera molto costruttiva e venivano spiegate le ragioni che comunque ci sono e sono in fondo sono le stesse, insomma, per cui si va nello spazio, per cui si va con le sonde. Ecco, appunto. Adesso andiamo all'argomento sonde. Senti, adesso File, il lander di Rosetta, è stato messo in ibernazione, diciamo che lì in stand-by. Sì, è in stand-by come un po' una televisione, diciamo, per fare un esempio un po' così, diciamo, estremo, un po' una televisione che si spegne col tastino rosso, la lucetta rossa che rimane accesa nella notte, magari, per dire non è proprio spenta, però è in maniera di consumare il minimo possibile di energia, perché appunto il problema è che prende poca energia dal sole, per cui si deve ricaricare, si spera di farla ricaricare il più possibile. Diciamo che, come magari alcuni avranno seguito, diciamo nella fortuna, nell'accuratezza, in realtà è stata premiata, insomma, la bravura degli scienziati. Una cosa piccolina è andata un po' storta, nel senso che, come saprà chi ha seguito, insomma, quando il modulo File è atterrato sulla cometa, che ribadisco è una cosa difficilissima, quindi già che sia atterrato è un grande successo. Insomma, ha fatto un paio di rimbalzi non previsti e si è andato a mettere in un posto un po' nascosto, per cui non prende l'energia dal sole che gli scienziati speravano che prendesse, per cui insomma devono gestire un po' l'energia in maniera molto accorta praticamente. Comunque c'è il trapano che poi è stato realizzato al Politecnico di Milano, è già in funzione, cioè ha già funzionato, ci sono già stati dei dati che File ha mandato.
Sì, a sì, ci sono Rosetta sulla stati, Terra. tra l'altro questo è bello che tu l'abbia detto, perché è un Rosetta appunto, e il suo modulo è una missione europea, ma l'Italia ha una grande parte nella cosa, perché per esempio 3 degli esperimenti che sono a bordo sono tutti italiani, quindi insomma diciamo che è una cosa di cui possiamo andare abbastanza orgogliosi. Bene. E quindi insomma è riuscita a fare un po' di a trivellare un pochino la cometa e a mandare qualche dato per essere, diciamo, analizzato. È prematuro dire adesso qualche cosa, insomma, perché sta ancora i dati sono ancora in analisi e sono parziali. Ecco, Quindi infatti volevo sapere questo, appunto i dati sono ancora parziali, quindi non si ci sa potrebbe ancora... essere potrebbe esserci traccia di molecole organiche, che è importante perché sono le molecole da cui poi può svilupparsi la vita. Non è niente di vita propriamente detto, però è un ambiente che potrebbe essere favorevole, insomma ci sono degli indizi interessanti, però è anche vero che non possiamo avere troppa fretta, perché analizzare questi dati prende molto prende tempo, insomma, per cui diciamo che aspettiamo un attimino per avere delle indicazioni definitive anche sulla composizione della cometa stessa. Comunque è stata una grande missione compiuta, una grande vittoria anche per l'Italia, visto che ha collaborato molto. Assolutamente, per l'Italia è stata una vittoria, secondo me possiamo andare veramente fieri, perché ma anche le immagini, diciamo, che sono girate nei giorni dell'atterraggio della cometa con Andrea Comazzo, che è diventato famosissimo, penso, diciamo, che era quello che seguiva la missione, che la dirigeva, che ha avuto gran parte del merito dell'atterraggio, chiamiamolo così, della sonda. Sì. È stato comunque un team veramente efficientissimo, e quindi allora ci aspettiamo prossimamente altre novità anche da File, quando sarà nella posizione perché le sue cellule prendano fotovoltaiche. Assolutamente, perché diciamo la cosa è tutt'altro che finita, perché adesso, lasciando la cometa orbitare, nel momento più propizio si cercherà di svegliarla, e se tutto va bene, insomma, se tutto va bene, la storia, anche se è stata così emozionante, non è neanche finita, ed è insomma comunque una cosa, considerando che la cometa sta a milioni di chilometri da Terra e che tutta l'operazione si è svolta. Adesso sono rimasto veramente impressionato, perché l'operazione si è svolta controllata da terra e dai computer di bordo in un posto che è lontano decine di milioni di chilometri. Direi che insomma già questo è una cosa di cui dobbiamo essere veramente orgogliosi come persone. Siamo riusciti a fare una cosa impressionante che solo qualche anno fa era pura fantascienza, e il fatto che potrebbe essere che non sia conclusa, che probabilmente ci porterà altri dati, ci fa ancora essere un po' più fiduciosi, insomma, in un certo senso, perché è una cosa di cui possiamo essere giustamente fieri, diciamo, anche come umanità, diciamo, usiamo magari questa parola un po', un po' roboante, però va usata forse. Certo. Marco, noi ti ringraziamo moltissimo, ci sentiremo ancora. Va benissimo, buon piacere. Grazie per le tue preziose informazioni, per la bella chiacchierata. Grazie a voi, sempre un piacere. A presto. A presto, ciao, arrivederci. Ciao. Ecco, allora Stefania, prima di presentare il prossimo ospite, voglio farvi sentire 30 secondi di un personaggio eccezionale che era Orson Welles, celebre per una burla radiofonica. Sentiamo assieme questo pezzetto, che era Orson Welles, celebre per una burla. Se dovesse esistere lassù, da qualche parte, un'altra forma di vita intelligente, vedo perché si debba continuare a credere che dovrebbe esserci nemica. Nella nostra trasmissione radiofonica, i marziani venivano dipinti come esseri aggressivi e spietati, impegnati nella conquista della Terra. Supposizione abbastanza ridicola a ripensarci. Supposizione abbastanza ridicola. Allora, prendiamo il prossimo ospite, Stefania. Allora, diamo in linea il professor Giovanni Bignami. Buonasera, professore. Presidente INAF, divulgatore. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Buonasera a lei, divulgatore scientifico, ha scritto moltissimi libri. Professore, abbiamo fatto un'introduzione un po' particolare, perché io la voglio un po' portare sull'argomento della fantascienza. Che bello. Bello, bene, sono contenta.
un po' di tempo fa io ho letto un articolo, adesso non rammento bene il giornalista, però questo articolo in pratica diceva che esiste fantascienza buona e fantascienza cattiva. E io volevo giustissimo. Ecco, appunto, secondo lei è vero questo? Perché ultimamente è uscito nelle sale cinematografiche un film che si chiama Interstellar, che prometteva tantissimo. Hanno detto che poi ci sono stati, cioè il regista si è avvalso di astrofisici, di astronomi. Sì. Ecco. Ma io l'ho visto quel film lì, abbiamo anche fatto delle recensioni. Sì, è un film molto spettacolare, molto denso, vale la pena di vederlo. Alla fine uno è stanco perché talmente tante cose ci sono dentro, compresi effetti speciali eccetera, che forse troppo, però prenderà senz'altro un sacco di Oscar. È costato 156 milioni di dollari, ne ha già guadagnati di più in poche settimane. Quindi la pubblicità è stata molto ampia di questo, ma alcuni ma è stato anche criticato perché dicono che comunque si è avvalso di teorie scientifiche come i werewolves, però non sono stati rispettati, dopo si è andati proprio alla fantasia pura, cioè si è un po' arrampicati. No, non credo che non sia giusto dire. Quello è nel difetto minore, nel senso che c'è stato un grande astrofisico che si chiama Kip Thorne, americano, che è coproduttore del film, che oggettivamente garantisce che la scienza è abbastanza ben fatta rispettare, diciamo, non ci sono cavolate troppo spettacolari. Certo, è spinta un po' al di là dei limiti normali della scienza, perché bisogna fare anche un po' di fantasia. Però insomma non è male. Non è male comunque. Professor Bignami, rispetto a Gravity invece era fin troppo edulcorato. Poi Gravity è una boiata pazzesca. Oh, bravo, finalmente. Cioè, c'era George che è molto bello, d'accordo, ma questa qui che si muove in giro spostando un estintore, poi entra nella capsula cinese che è tutta scritta in cinese e schiaccia i bottoni giusti, ma dai. No, ma poi io penso, guardi professore, pensa a Samantha Cristoforetti come la tuta, come è messo, invece lei era lì tutta un po', dentro nella tuta con il suo bikini tutto secchi, no, una cosa patetica. Comunque no, mi fa piacere sapere che Interstellar quindi non è poi, perché io ho visto delle critiche negative. Anche lì le tute sono troppo aderenti, ma insomma però dai, qualche licenza la si può concedere, insomma. Sì. Ma a suo giudizio cosa ne pensa della Guerra dei Mondi? Per me è il più, non so, quello... Allora, quello è stato un famoso libro di Wells, di H.G. Wells, che dopo è stato fatto in film da Spielberg, oramai un bel po' di anni fa, forse 20 o 30 anni fa, non mi ricordo. E quello era un bellissimo film di fantascienza fatto su un libro bellissimo di fantascienza. Ma io direi, senta, parlando di libri di fantascienza, siamo su Radio Padania, cioè ascoltatori del nord Italia. Noi abbiamo vicino a Varese una scrittrice di fantascienza lombarda che ha appena fatto questo libro, si chiama L'ora breve, che è oggettivamente molto bello come libro di fantascienza. Io spero che ne faranno anche un film, ma il libro è molto bello, è Cristina Bellon che ha scritto L'ora breve, consiglio veramente a tutti di leggerlo perché è un esempio di caso in cui si fa della scienza credibile e sopra però c'è il pathos, l'ansia di un romanzo, la suspense di un romanzo, insomma un'ottima combinazione. Allora dobbiamo invitarla, a questo punto lo dobbiamo invitare. Sì, veramente a parlarci. Faccio tempo a fare un'altra domanda? Sì, come no, abbiamo un paio di minuti. Ecco, professore, adesso prima abbiamo parlato di Samantha Cristoforetti, abbiamo parlato di Rosetta, dell'Anderfile, ma io le devo chiedere una cosa, la Voyager, dove è finita la Voyager? A proposito di non quella di Star Trek. No, non quella di Star Trek, quella vera. Film, quella vera. La sonda, no, poverina, è lì che va, più o meno è sempre nello stesso posto, è uscita dal sistema solare e sta andando a diverse decine di chilometri al secondo, allontanandosi dal sistema solare e scoprendo che la parte di universo fuori dal nostro sistema solare è molto diversa da quella dentro, che di per sé è già una bella scoperta.
purtroppo a un certo punto non riesce più a trasmetterci, talmente lontana che i segnali non ci arriveranno più tra breve. E vabbè, insomma, comunque il suo lavoro lo sta svolgendo, sta uscendo dal nostro sistema solare, si sta addentrando nello spazio cosmico, come si può? Nello spazio interstellare, quello vero. Ecco, sì. Quello vero. Adesso volevo anche domandarle, e Opportunity e Curiosity, che sono i rover quelli su Marte, stanno andando loro? Andiamo bene, diciamo, soprattutto Curiosity. Oramai ha fatto una trentina di chilometri, non mi ricordo, ha fatto già un bel po' di viaggi sulla superficie, assaggiandola qua e là e facendo un'eccellente mappatura. Diciamo che adesso la grande prossima novità su Marte sarà ExoMars, la missione europea, che arriverà purtroppo ancora tra 2 o 3 anni, ci vogliono, però sarà la prima a fare, che ha a bordo un trapano simile a quello di Rosetta, che riuscirà ad andare a 2 metri di profondità dentro il suolo di Marte, e secondo me troverà l'acqua liquida sotto e magari dentro anche qualche batterio o qualcosa. Sarebbe una scoperta eccezionale questa, però, che davvero? È la dimostrazione della vita extraterrestre. Poi aspettiamo anche gli esiti anche di file, anche i dati che verranno esaminati. Comunque questo di ExoMars insomma, vedo che procedendo nel tempo e negli anni abbiamo davanti a noi tante missioni per cui entusiasmarci, non è vero, Alfredo? Assolutamente, certo. Beh, insomma, la ricerca nello spazio è sempre affascinante. Grazie mille, professore, alla prossima. Grazie a voi, alla prossima. Grazie. Ci potete mandare gli SMS al 346 6427 756, linea alla regia. Amate la musica classica? Allora vi aspettiamo sabato a partire dalle ore 17. Oretta Pierotti Cei conduce L'angolo della musica classica, ogni sabato alle 17 su Radio Padania Libera. Ah, e ai cuginetti? Che regalo hai preso? Un gattino. Un gatto? Chissà cosa dirà tua zia. Le piacerà di sicuro. È morbido ma non perde i peli, non graffia e non si stanca mai di giocare, soprattutto con i bambini. Wow, ma è di razza? No, di pezza. Con Ikea non esistono regali impossibili e in più fino al 3 gennaio 2015 per ogni peluche o libro per bambini acquistato, Ikea Foundation donerà €1 a Unicef e Save the Children in favore dell'istruzione dei bambini. Info e dettagli su ikea.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Sono le 17:00. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. I mitici giganti d'acciaio ti aspettano per l'ultima epica battaglia, il 2 dicembre. UFO Robot Tiger, il grande Mazinger, Getter Robot G, UFO Robot Goldrake. Alla porta spaziale! In una nuova edizione restaurata e con le voci originali. Raggi fotonici! Le notti dei super robot. Evento 2, solo il 2 dicembre, al cinema. Woody Allen torna alla commedia. Mi serve il tuo aiuto. C'è una donna che li ha convinti di essere una vera medium. Non mi imbroglierà. E dirige un cast di attori straordinari. Il premio Oscar Colin Firth. Lei è una scaltra imbroglioncella. Emma Stone. Lei tenta di indurmi a mostrarle come inganno le persone. Magic in the Moonlight. Dal 4 dicembre al cinema. Il 27 novembre 3 amici scopriranno un segreto che cambierà una nazione. Ha notizie dei ragazzi? Saranno già morti. Una storia straordinaria sul potere dell'amicizia. Perché sono andati fino in fondo? Perché è giusto. Dal regista di Billy Elliot, il film più acclamato dal pubblico del Festival di Roma. Trash, da giovedì 27 novembre al cinema. 01 Distribution presenta. Questo è il nostro momento, ora o mai più. Sono tornati. Fregata! Più scemi che mai. Numero da 1 a 3, chi lo indovina diventa il re del carro. 1, no. 3, no. Mi arrendo, qual è? 2. Giuro, volevo dirlo io! Jim Carrey, Jeff Daniels, Scemo e più scemo 2, dal 3 dicembre al cinema.
Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario. E quindi eravamo vicinissimo al crocifisso, vicinissimo a Miriana. Durante l'apparizione è stato buono tutto il tempo, penso che sia durato un 5 minuti l'apparizione. Tornati da Medjugorje, inizia ad accadere qualcosa di straordinario. Joshua fa l'attack, la dottoressa Miglionico entra in stanza e ci dice miracolosamente il tumore praticamente è sparito. Joshua è tornato da Medjugorje e abbiamo visto che le sue condizioni cliniche erano nettamente migliorate. Il bambino aveva ripreso a camminare in maniera molto spedita, autonoma, le metastasi ossee non erano più visibili e non c'erano più le metastasi polmonari. E questa è la storia di Joshua, un bambino di 3 anni con un terribile tumore, un neuroblastoma scomparso improvvisamente dopo che la madre lo ha portato a Medjugorje. Quindi cambiamo argomento perché c'è un libro molto bello di Ercole Seri, Medjugorje, l'attesa tra rivelazioni e segreti. È pubblicato dalla casa editrice Segno, l'attesa tra rivelazioni e segreti, e noi siamo collegati telefonicamente con Ercole Seri. Buonasera dottore. È caduto, allora lo richiamiamo perché questo è un libro che ha un approccio particolare per quanto riguarda Medjugorje. Voglio ricordare che è dall'81 che questi veggenti sostengono di vedere la Madonna. C'è stato anche uno scontro con la Chiesa fra il vescovo di Mostar che non riconosce le apparizioni e invece i frati che le hanno difese a spada tratta. Allora vi stavo dicendo, Ercole Seri, studioso di Medjugorje, da diversi anni segue il fenomeno, ha pubblicato questo libro. Buonasera dottor Seri. Buonasera signor Lessoni, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Padania. Grazie. Senta dottore, lei questo libro ha un approccio molto particolare perché in realtà non è il classico libro su Medjugorje, lei cerca sotto traccia nuovi aspetti della realtà e li trova anche, devo dire. Sì, ero partito con questo itinerario, e l'ho tenuto fino alla fine, e ho cercato di confrontare questo fenomeno che è una sorta di rivelazione, anche se questo termine è usato impropriamente perché queste apparizioni non sono ancora riconosciute dalla Chiesa. L'ho voluto confrontare con la rivelazione, la grande rivelazione cristiana, e passando anche per alcune rivelazioni extrabibliche di alcuni grandi mistici, e facendo questo itinerario sono arrivato così a certe conclusioni mie personali, chiaramente non come sfida alla Chiesa, quindi a parer mio quello che succede a Medjugorje e i messaggi che vengono inviati da questa entità, non sembrano in contrasto con la rivelazione. Comunque, facendo questo itinerario ho fatto delle scoperte, a parer mio interessanti, che mi hanno anche colpito, e quindi per dirle quello che mi ha colpito di più è questa la presenza degli angeli. Ora qualcuno dirà cosa c'entra Medjugorje con gli angeli, lì appare la Madonna, ma se noi chiamiamo la Madonna Regina Angelorum, Regina degli Angeli, e se lì si ipotizza la presenza mariana potrebbero esserci anche gli angeli. Ora noi siamo abituati a pensare agli angeli come presenze così molto eteree, però anche nella Bibbia stessa ci sono delle presenze angeliche che sono ben corpose, che lasciano il segno, e quindi io da questo itinerario ho
ho tirato fuori questa che è un'ipotesi di lavoro, diciamo, che gli angeli siano entità concrete che interferiscono con la storia del mondo, col permesso di Dio. Quindi questa può essere una cosa per certi aspetti originale, non è un'idea mia personalissima, perché ho trovato anche un appoggio da Karl Rahner, che è un grande teologo, dove dice espressamente gli angeli, se vogliono intervenire nel mondo, devono, non ho usato questo termine, devono sporcarsi le ali, possiamo dire così. Quindi alcuni fenomeni anche di apparizioni, diciamo, del passato, oltre a queste del Medjugorje, io tendo un pochino a, come dire, a focalizzarli sugli angeli, con questo senza, diciamo, mettere in secondo piano la Madonna, diciamo. Ecco, questa è una delle scoperte che ho fatte, diciamo. Chiaro, ecco, ma dottor Seri, no, perché in effetti, cioè, non è che c'è questa contraddizione, però ci sono una serie di eventi anomali legati a Medjugorje che magari altrove non sono stati riscontrati, cioè fenomeni di luce, boati, cioè qualcosa di fisico veramente tangibile. Sì, ma questo ecco, questo può essere una conferma. Io, diciamo, personalmente sono stato alcune volte a Medjugorje, diciamo, e non ho visto personalmente dei fenomeni, però quando sono andato la prima volta nel settembre 87, sono andato con un sacerdote che era come dire molto familiare con questi veggenti, quindi sono potuto andare a prendere il tè a casa di Visca, allora era tutta una situazione molto più familiare, e parlando con il traduttore, con diciamo i cugini, i parenti stretti di Visca, da parte che già loro conoscevano abbastanza l'italiano, era venuto fuori che, e questo mi aveva colpito, che alcuni giorni prima dell'inizio delle apparizioni, del 24 giugno dell'81, si erano sentiti dei boati, erano stati visti dei lampi in una situazione, come dire, che non c'erano temporali, ecco, non c'era una situazione che presupponeva quei fenomeni. A livello popolare, così a livello di bar, prima ancora che si sapesse dell'apparizione, si diceva: ma sarà atterrato qualche UFO, sono scesi gli alieni. E quindi questa era una notizia che personalmente io non conoscevo, e quindi possiamo dire che credo che l'accostamento sia inevitabile con quello che è successo qualche giorno dopo, anche perché poi questi stessi eventi si sono verificati anche durante l'apparizione, soprattutto lampi di luce. Quindi questa cosa, ecco, mi ha molto colpito, e ho potuto anche fare dei confronti con altre apparizioni dove ci sono stati fenomeni simili. Questo mi ha confermato che in questa visione soprannaturale, spirituale, diciamo, lo spirituale in qualche modo, nel momento che si mette nel fisico, nella realtà fisica, può lasciare un segno, succede una reazione, diciamo, una risposta all'ambiente fisico, diciamo, ecco, a dottor questo Seri, intervento, a questa immissione. perché io lo scopro dal suo libro, forse c'è anche qualcosa di più di fisico, perché si parla di una misteriosa pergamena che sarebbe stata data dalla Madonna ai veggenti. Sì, questa è una cosa straordinaria che lascia, così, diciamo, un po' perplessità, perché la prima cosa che si potrebbe dire: ma se c'è una pergamena, un documento che viene dal cielo, ma facciamolo esaminare. Io le posso dire che stranamente Miriana, mi sembra che la possiede lei, l'ha fatto vedere, dice, un suo cugino, ma tutta una cosa, diciamo, sotto traccia è rimasta. Questo cugino sembrerebbe averla portato in un laboratorio fisico, però quando ci sono tutti questi sembra, poi la realtà sfugge, diciamo. La realtà è questa, che questo documento, che ogni piezo spinto questi veggenti dicono, affermano che esista, non è stato mai smentito, non è stato mai dato a studiare, diciamo, non è stato manco fatto vedere a persone che contano. Io le posso dare una notizia, non le posso dire la fonte, però lei saprà senz'altro che c'è una commissione che ha esaminato su incarico del Vaticano tutta questa fenomenologia, e so per certo che questo documento non è stato analizzato, non è stato sottoposto a questa commissione. Non so se la commissione non l'ha richiesto. Questa commissione ha finito gli studi 17 gennaio di quest'anno, e adesso, questo è anche il titolo del libro,
siamo in attesa di quello che può dire la Chiesa e il Papa, perché poi ha ricevuto i risultati, il Papa già in mano da diversi mesi i risultati di questo studio, e quindi aspettiamo un verdetto che io non credo che sarà poi così imminente, diciamo. Ecco, ma dottor Serive, lei ne parla anche nel libro, insomma, all'epoca c'è stata una bella lotta fra il vescovo di Mostar e i frati. Mi chiedo, ma Medjugorje può dividere la Chiesa? Questo, guarda, è uno dei motivi che mi ha spinto un pochino a scrivere questo libro. Ultimamente nell'ambito dei circoli ecclesiastici si è parlato di scisma, purtroppo anche per altre situazioni che riguardano questo del sinodo della famiglia. Navigando, no, sul web si trovano queste qualcosa che contrasta. Ecco, ora anche per Medjugorje, tuttora, soprattutto qualche tempo fa, si parlava ci poteva essere un rischio di scisma, perché diciamo i fedeli di Medjugorje hanno la certezza, noi conosciamo Radio Maria, Livio Fanzaga, lui non ha i dubbi, non c'è alcun dubbio. La Gospa, la Madonna lì in croato che appare, è la Gospa è la Madonna stessa, diciamo, quindi tutto quello che emana da lì è dato per certo. Ecco, quindi, e invece da parte della Chiesa c'è una prudenza, diciamo. Ecco, io mi domando se nell'ipotesi la Chiesa dovesse dare una risposta negativa, se ci può essere anche una qualche reazione, diciamo. Ecco, questo io spero di no, perché c'è da parte dei medjugorjani questa certezza, diciamo, profonda. Io nel libro ho scritto, il libro che ho scritto non è un libro devozionale, forse si capisce anche da quello che ho esposto, diciamo, però mi soffermo anche in alcuni passaggi a entrare nei significati profondi di questo messaggio, in questo invito che fa alla conversione, che fa la Gospa, la Madonna, mettiamolo tra virgolette, perché io voglio essere rispettoso del giudizio della Chiesa, quindi non chiamo ancora Madonna a qualcosa che non è stato riconosciuto, ecco. Quindi c'è questo invito alla conversione, ci sono dei valori che vengono proposti. Un'altra scoperta che ho fatto, se permette, sì, prego. Cioè la Chiesa, la Madonna sembra che abbia preso la conduzione della parrocchia di Medjugorje e tramite questa parrocchia sembra che voglia indirizzare un pochino, diciamo, il mondo, la Chiesa, diciamo. Quindi, diciamo, sorridendo potremmo dire che è entrata in concorrenza con la Chiesa. Questo chiaramente è una battuta, diciamo, a parte che se fosse veramente la Madonna che appare, diciamo, questa mansione diciamo, potrebbe anche essere attribuita, dice, no? Certo, no. E quindi questa qui, ecco, poi è una cosa che ha suscitato delle perplessità. Per esempio la Maria Pavlovic il 25 di ogni mese riceve queste apparizioni e prega, vede la Madonna e prega per la parrocchia di Medjugorje, e quindi lancia dei messaggi che sono indirizzati alla parrocchia e quindi poi vengono subito estesi a tutta la Chiesa, al mondo. Ecco, ma dottore, perché c'è un'altra cosa un po' particolare, perché in questo caso, cioè, rispetto, che ne so, a Lourdes con la Madonna che appariva nella grotta di Massabielle, qui le apparizioni non sono più legate al luogo, cioè i veggenti hanno delle visioni, diciamo, personali. Sì, questo è una cosa così veramente particolare. Diciamo che le apparizioni che lei ha citato sono state talmente brevi. Per esempio a Fatima sono state 6 apparizioni, almeno quelle pubbliche, non so se c'è stata anche qualche piccola apparizione privata minima, e quindi non c'è stato modo di vedere un'evoluzione di tipo diverso, ma lì a Medjugorje, dato che oramai sono il numero che non si conta il numero di apparizioni, sono per 33-34 anni che appare, quindi i veggenti si sono spostati, quindi questa capacità di vedere la Madonna non è più ancorata al luogo, ma è legata alla loro persona. Se vanno in America vedono la Madonna lì, quindi, diciamo, potremmo dire che uno, invitando questi veggenti, dà lustro, se permette questa battuta, anche alla località che li accoglie, perché lì la Madonna appare, quindi potrebbero mettere una targa, diciamo. Senta, ma lei quindi sì, questa è una cosa straordinaria e suscita anche perplessità. Qualcuno
ha fatto dire anche al Papa, no? Ricorderà quelle famose espressioni che ha detto in effetti il Papa, dice la Madonna non è una postina, no? Che manda sempre questi messaggi in continuazione. Ora non so se il Papa volesse riferirsi a Medjugorje e quindi dà perplessità, perché in altre apparizioni ci sono state comunque anche apparizioni lunghissime nella Chiesa, però la media è quella di che la Madonna va al sodo, lancia dei messaggi come dire sintetici, densi, e quindi però qualcun altro ha osservato e mi è sembrato anche un'osservazione pertinente: se questa entità che appare, Cospa, la Madonna tra virgolette, si rapporta con questi veggenti come madre ai figli, li chiama bimbi miei, figli miei, quindi un atteggiamento affettuoso, è evidente che come dire li vuole educare, quindi da buona mamma può fare anche, come dire, continue raccomandazioni, no, può essere anche raccomandazioni noiose perché si ripetono, diciamo è nello stile di una madre fare delle come dire, consigli continui, quindi dire cose nuove, indirizzare la loro vita, e sembra questo che avviene. E da tutta questa opera di educazione arrivano anche questi messaggi che sono per il mondo, per noi tutti. Io, sì, se permette, prego. Volevo, la prima volta che sono andato a Medjugorje ho avuto un'esperienza mia personale, se mi consente. Come no? Ecco, io diciamo frequentato molto la parrocchia, sono stato molto nell'ambito ecclesiastico, ho fatto ritiri spirituali, però devo dire che quando sono andato, secondo alcuni dice andare a Medjugorje, come dice Livio Fanzaga, il padre Livio, si risponde a una chiamata. Io sono andato così, forse un po' per curiosità, però devo dire che quando sono andato nel settembre del 1987 a Medjugorje, ho pregato così, diciamo, non ero coinvolto più di tanto, ho seguito i riti, ho assistito alle apparizioni come tutti i fedeli. Quando io sono ritornato a casa, io mi sono sentito per 27 giorni diverso come? Nel senso che parlavo ai miei amici, dicevo, come adesso, quando è ora di pranzo o di cena, abbiamo voglia di mangiare, è un appetito, è naturale, viene così. Io avevo, per 27 giorni, voglia e piacere di pregare. Mi sono chiesto, ma perché questa cosa strana è successa? Io ne ho fatti decine, centinaia di ritiri, non mi era mai successo questo. A Medjugorje mi è successo, ho detto, mossa, io ritorno molte volte, diciamo, divento santo perché con questa... Poi dopo non ho potuto seguire, però questa cosa, seguire almeno come presenza, però come interesse sì, questa cosa mi è rimasta sempre impresso. Allora mi sono detto, è una suggestione umana, il fatto che siamo condizionati perché c'è altra gente che ci coinvolge. Mi sono chiesto, ho fatto delle domande più profonde, mi sono detto, ma c'è una realtà allora, forse qualcosa agisce, gli angeli, la Madonna, c'è effettivamente qualcosa. Poi il fatto anche che ci siano queste presenze nostre, degli uomini, dei devoti che pregano. In effetti noi uomini siamo, per chi è credente, sono anime che si radunano insieme. E mi sono detto, non è che questa devozione di queste anime, tutte unite nello stesso spazio, nello stesso posto, possono dare un effetto, come dire, spirituale, amplificarlo anche per tutti, creare un effetto moltiplicatore. Adesso l'ho buttato là in forma molto non specifica, diciamo. È però intrigante come supposizione. Quindi io in sostanza, la mia posizione qual è nel libro? È che tendenzialmente, senza entrare in concorrenza con la Chiesa né volendo anticipare il suo giudizio, io dico, quello che succede a Medjugorje, poi ci sono alcuni limiti, alcuni distinguo che, se permetti, però non sono contrari alla rivelazione cristiana, e quindi è probabile che ci sia una presenza spirituale, anche perché vanno lì milioni di persone e ci sono conversioni, avvengono miracoli, avvengono cose particolari, diciamo, ci sono questi segni, e quindi
penso che ci sia una presenza, però forse una presenza spirituale anche mariana, ma forse non è tutto oro quel che riluce, nel senso che, e qui arriviamo, se vuole, sul discorso dei segreti. Infatti, mi ha anticipato. Ci potrebbe essere, nel ricevere questi messaggi spirituali da parte dei veggenti, che sono esseri umani, potrebbero esserci delle distorsioni. Mi sono chiesto, è un'altra ipotesi di lavoro, ma questi segreti che preannunciano sempre cataclismi, sai, questi 10 segreti, gran parte, a parte il terzo che è il segno sulla collina delle apparizioni, preannunciano cose catastrofiche per il mondo, quasi tutti. Non è che rappresentano magari la paura del genere umano, di quella che può essere la paura di guerre, della distruzione date dalle armi atomiche che abbiamo nei magazzini, delle armi che possono distruggere il mondo non uno ma più volte. Potrebbe esserci una deformazione dell'inconscio che si esprime in questo modo, tutto là così, in maniera anche questa volta informe, diciamo. C'è una contaminazione. Quindi potrebbe esserci un messaggio originario che è oro, però poi dopo può essere appannato da questi filtri che possono essere forze anche psicologiche dei veggenti, di un ipotetico inconscio collettivo che possono alterare, diciamo. Ecco, poi ci sono dei veggenti che qualcosina non sembra andato tutto in maniera corretta, diciamo. Ecco, dottore, io devo dire che del suo libro ho apprezzato proprio il fatto che lei non accetta tutto a scatola chiusa, ma si pone giustamente delle domande, che poi, insomma, questo è anche l'investigazione scientifica. Mi chiedo, perché sappiamo che, va bene, ok, stiamo aspettando questo giudizio della Chiesa, ma questi eventuali segreti, se verranno mai rivelati, secondo lei cambieranno la storia del mondo e della Chiesa? Ma guardi, se questi segreti verranno rivelati, a parte che già Lorentenne, che è un grande mediologo, aveva visto che c'era tutto un apparato da parte dei veggenti per rivelarli già nel 1984, quindi c'è stato, come dire, è stato rinviato questa data alla rivelazione e quindi gli avvenimenti che erano legati, quindi questo suscita qualche perplessità. Io credo che potrebbero cambiare la storia del mondo e della Chiesa, perché a un certo punto, nel momento che ci sta il preannuncio di un evento e poi si verifica non uno, ma due, ma tre, ma quattro, più volte, la fede, la nostra fede, la fede dei cristiani, la fede in genere, è praticamente è un affidarsi, è nel chiaroscuro, cioè noi crediamo e ci affidiamo, però c'è una parte misteriosa, nascosta, ma nel momento che con questa rivelazione dei segreti che poi è effettiva e gli eventi accadono, entriamo in una dimensione in cui la fede quasi è superata, non so se rendo l'idea, quindi entriamo in una dimensione diversa per cui non c'è più il chiaroscuro ma c'è la luce, non saprei adesso trovare parole diverse, quindi sarebbe un cambio nella storia della Chiesa e un cambio nella storia del mondo, una situazione nuova. Ora, per chi è credente, questa situazione talmente nuova, data dalla rivelazione dei segreti di Medjugorje, ben 10, che poi ce ne sono anche altri, se vuole vi darò qualche altra notizia, dovrebbe essere in qualche modo, come dire, codificato, uso questi termini, nelle sacre scritture, invece non c'è questa codificazione. Ho chiesto anche il sostegno di qualche teologo, non è espressa, non si può trovare dovrebbe essere, come dire, preannunciata un evento del genere. Ecco, questo non ce n'è traccia nelle... Ecco, dottore, perché siccome abbiamo 3 minuti circa, ma cosa c'è in questi segreti? Perché poi è quello che vorrebbero sapere tutti, insomma, quello più clamoroso, più spaventoso, insomma. Ma guardi, sono il nono, mi sembra che sia quello più, adesso non ho tutto l'elenco sotto, diciamo, sono tutti, a parte il terzo che è il segno, e questo dovrebbe essere un bel segno, quello sulla collina, no? Un segno misterioso di cui qualcuno pensa che sia una colonna di luce, qualcuno addirittura arriva ad ipotizzare che possa nascere dalla notte al mattino una basilica, una chiesa in cima a questa collina, diciamo. Quello sarebbe un bel segno. Gli altri sono, a parte i primi 2 che riguardano la parrocchia di Medjugorje, ma su ognuno di queste affermazioni si può discutere per ore, diciamo. Gli altri sono tutti
sono tutti piuttosto terribili, il nono è terribile, quindi non saprei scegliere qual è il peggiore, diciamo. Sembra che c'è un crescendo. Però io ripeto, questa storia dei segreti personalmente mi lascia un po' perplesso, e quindi mi lascia così delle perplessità, perché sarebbero una situazione talmente eclatante che veramente cambierebbe la storia del mondo. Tutto può essere, diciamo, perché poi Dio e la Madonna possono fare delle sorprese, diciamo. Certo. Sento un'ultimissima cosa al volo, un confronto con Fatima? Fatima, guardi, le posso dire così, le do questa chicca di pochi secondi. Cioè, anche a Fatima ci sono stati dei fenomeni straordinari. Fatima è stata riconosciuta. Guardi, le leggo queste righe e poi la lascio su questo. Sempre in questo discorso di questi fenomeni strani. Ho qui un libro edito di Fonseca, Le meraviglie di Fatima, del 1943, che ha l'imprimatur, che però ha una prima stesura, penso immutata, del 1923. Le apparizioni sono dal 1917, quindi 5 anni dopo. Durante la quinta apparizione della Madonna a Fatima, l'atmosfera prese un colore giallastro nella coveteria. Una nuvoletta bianca visibile a una certa distanza attorniava lecce e avviluppava i veggenti. Dal cielo piovevano come dei fiori bianchi o dei fiocchetti di neve, che svanivano prima di toccare terra, anche quando volevano raccoglierli coi cappelli o carpirli con le mani. Lei, che è studioso di queste cose, avrà capito l'importanza di questa citazione, anche legata a questa data 1943, è un libro con l'imprimatur, e al fatto che queste righe siano state scritte presumibilmente già nel 1923. Infatti. E allora io voglio consigliare a tutti i nostri radioascoltatori questo libro, perché è veramente bello. Torno a dire, non è il libro che accetta tutto a scatola chiusa, ma si pone delle domande, offre delle risposte, soprattutto usa il cervello, di Ercole Seri. Era dovuto. Meggiugorie, l'attesa tra rivelazioni e segreti, delle edizioni Segno. Meggiugorie, l'attesa tra rivelazioni e segreti, l'autore Ercole Seri, che io ringrazio. Buonasera. Grazie signor Lessoni, buonasera a tutti i radioascoltatori. Grazie. Noi stiamo continuando a seguire intanto il viaggio di Samantha Cristoforetti, che mezz'ora fa aveva sorvolato l'America meridionale, adesso sta passando sopra invece l'Africa meridionale, quindi vi terremo aggiornati anche da questo punto di vista. La stiamo seguendo da appfriendshipspace.org. Linea alla regia. Missione possibile, il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Difficile spiegare ai figli le ragioni di una separazione. A volte sono troppo piccoli loro, a volte troppo grandi le ragioni. Ancora più difficile è spiegare perché ci sono meno soldi. Regione Lombardia sostiene i genitori separati o divorziati da poco e in difficoltà, contribuendo con 400 euro al mese fino a 6 mesi. Per saperne di più, chiedi alla tua ASL. Aguzzate la vista. A Casale Litta Varese c'è Ottica Dakar. Da Ottica Dakar, vendita diretta di occhiali da vista e da sole, montature artigianali di produzione propria, lenti delle migliori marche, a disposizione un ottico specializzato e consegna gratuita a domicilio. Ottica Dakar, a Casale Litta Varese, via Marcobi 15. E per gli ascoltatori di Radio Padania, un occhio di riguardo. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania. La tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Ciao, sono Giovanna della Mondoflex. Il Natale è qui da noi e buon anno a tutti! Mondoflex. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelnella, Brescia e a Desenzano sul Garda.
Amici padani, ascoltate cosa può succedere a chi non ha installato Su e Giù. Ciao Luisa, ma cosa ti è successo? Ma lascia sta, per togliere le tende e lavarle sono caduta dalla scala? Ma come? Usi ancora la scala per lavare le tende? Ma non sai che esiste un sistema che fa scendere le tende senza usare la scala? Chiama il numero 02 36 51 64 40. Su e Giù, per non cadere più. www.gmg-srl.net. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Dal più profondo Medioevo arriva ancora forte l'eco di un potentissimo ordine monastico cavalleresco. Custodivano un tesoro senza pari. La leggenda tramanda anche di oggetti sacri importantissimi, raccolti in Terra Santa durante le crociate. La storia racconta che l'ordine fu sciolto e i loro capi dispersi, uccisi, messi a rogo. Ma è realmente andata così? Cos'è successo nel periodo più buio e pericoloso del Medioevo? Ci sono prove che raccontano un'altra storia. Cosa hanno nascosto questi antichi cavalieri? La loro potenza gli ha permesso di sopravvivere a chi li voleva distruggere. Esistono prove che confermano questo. E cambiamo argomento perché stiamo parlando di Templari, questa volta con un romanzo che tanto romanzo non è, perché in realtà è calato in un contesto storico molto preciso, anche molto interessante. L'autore si chiama Paolino Mainardis, il libro è Bertrando di San Genesio, il Grande Vecchio, anche questo pubblicato da Edizioni Segno, e noi siamo collegati telefonicamente con il dottor Mainardis, che saluto. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Buonasera dottor Mainardis, io le devo tirare le orecchie perché a me piace molto leggere, devo dire che ieri sera ho cominciato a leggere il suo libro e niente, poi alla fine ho passato la notte in bianco a leggerlo tutto, però Beh, mi fa piacere. È stato molto accattivante, devo dire che insomma io sono uno di quelli che dice che la letteratura italiana si ferma ad D'Annunzio, quindi non mi piace leggere autori italiani, ma il suo libro mi ha veramente coinvolto per tutta una serie di motivi. Allora, vediamo di collocarlo storicamente, perché è un romanzo che tanto romanzo non è. In che periodo siamo? Allora siamo nella prima metà del 1300. Ecco, e il libro devo dire che si apre subito con un episodio inquietante, perché ci sono i maestri dell'ordine templare che vengono bruciati in Francia. Esattamente, 1314. Sì, ecco, diciamo ovviamente chiaro, non racconteremo tutto il libro, però possiamo dire qualcosina, perché questo è un fatto storico vero, cioè è successo realmente. Che cos'era successo? Hanno giustiziato i due capi principali dei Templari, i due maestri principali. Quindi Jacques de Molay, il precettore, Geoffroy de Charnay, ecco, sono stati giustiziati per ordine e volere di chi? Beh, per ordine del re di Francia, Filippo il Bello, sì. Però manovrato dal pontefice. Ecco, perché nel libro, a parte che poi il pontefice insomma qui muore inspiegabilmente, sì. Nel libro insomma si capisce un pochino che il Papa però era la stampella del re di Francia, insomma c'era stata una promessa di 5 anni di decime, quindi di tasse. Esattamente, poi c'era anche una certa, un certo legame politico con i Dangiò di Napoli. Ecco, perché io nel libro appunto leggo: per un arcivescovo guascone, che è quello che era diventato Papa, asceso al trono apostolico per aver promesso alla corona di Francia 5 anni di decime, quindi un periodo in cui insomma erano più soldi forse a fare il Papa che non lo Spirito Santo. Infatti dopo segue anche tutto il periodo delle guerre e delle investiture, no? Sì, infatti. Ecco, e questo Bertrando di San Genesio, Bertrand de San Genesio, chi è? Beh, nel romanzo ovviamente. Sì, diciamo che è nato nel 1258 in un paesetto dei Pirenei. Sì. Poi è diventato monaco, è partito per le crociate, ha partecipato all'assedio di Angri, poi è ritornato in Francia, a Tolosa, dove ha rivestito la cattedra universitaria di insegnante di giurisprudenza. Poi è stato chiamato dal pontefice che si trovava ad Avignone in quel periodo
ed è stato mandato in Friuli all'età di 76 anni per trasformare, diciamo, il patriarcato d'Aquileia in uno stato forte, in uno stato cuscinetto, poiché era minacciato dall'Austria e anche da Venezia. Quindi un compito, diciamo, non solo religioso ma anche politico. Ecco, ma stiamo parlando di un personaggio reale o di un personaggio fittizio ispirato comunque a qualcuno? No, Bertrando è un personaggio reale, vissuto realmente, il suo corpo si trova nel Duomo di Udine ed è patrono del Friuli. Ecco, perché la volevo proprio portare su questo discorso magari più propriamente padano. Tra l'altro so che lei vive in Friuli, perché il Friuli è protagonista in questa storia, in questo suo romanzo. La patria del Friuli è protagonista e fra l'altro la patria del Friuli ai tempi era l'unico stato che godeva autonomia e un Parlamento formato dal popolo, dai nobili e dalla Chiesa. Tra l'altro c'è un capitolo che è dedicato all'orcolat. Che cos'è? L'orcolat è un termine che forse loro non lo usavano, ma lo usiamo noi in Friuli per indicare il terremoto. In effetti sotto Bertrando, nel periodo di Bertrando, avviene il più catastrofico terremoto che la storia ricordi. Ecco. Un terremoto che ha spassato metà Europa meridionale dalle Alpi praticamente a Napoli. Ecco, veniamo invece proprio al personaggio, quindi a Bertrando di San Genesio, sì, che è un cavaliere templare. Lei nel romanzo gli fa assistere proprio agli ultimi attimi della morte, quantomeno ufficiale, del movimento templare. Dei suoi maestri. Del suo ordine, esatto. Ecco, però rispetto a, che ne so, al Nome della Rosa che abbiamo visto in televisione, dove c'è quella scena con l'inquisitore Bernardo Gui che viene buttato in pratica in un burrone, in quel momento molti avranno esultato. Lei invece usa un registro stilistico molto diverso, cioè di fronte a simili crudeltà che farebbero chiaramente inorridire qualcuno, chiunque, cioè lei usa comunque sempre diciamo il Vangelo, cioè lei spiega la differenza fra il bene e il male. Sì, perché Bertrando, nonostante tutte le traversie e le prove a cui è sottoposto, resta sempre un uomo fortemente fedele e religioso. Anche le sue scelte politiche vengono fatte in base alla sua fede. Ecco, perché mi ha colpito una scena, perché proprio nel momento in cui Bertrando assiste a questo supplizio di fatto, tra l'altro basato su accuse fasulle, dopo diremo quali, parla a un suo novizio, con un suo novizio, e gli dice: caro Sebastien, per spiegargli la differenza fra il bene e il male, anche tu usi l'inchiostro nero per leggere ciò che scrivi su carta bianca. Sì. Ecco, ma questo libro allora può essere anche un insegnamento per i giovani, possiamo dirlo? Questo libro è un insegnamento anche per i giovani. In effetti non c'è nulla di negativo, nemmeno nel linguaggio, ecco. Infatti. Ecco, senta, ma questo personaggio storico, allora ricordiamo un attimino, i Templari sono stati poi vittime di false accuse, insomma, per eliminare l'ordine, per cancellarlo è stato necessario inventare che cosa? Purtroppo sì, sono stati colpati di cose terribili. Cioè, quindi di praticare la sodomia, di adorare il Baphomet. Non volevo dirlo, ma che erano tutte false accuse, ovviamente. False accuse, sì. Ecco, ma è vero che tutto questo era fatto per derubarli? Qualcuno dice custodissero il Sacro Graal. Erano diventati potenti, in effetti era una specie di massoneria. Ecco, ma erano pieni di ricchezze, no? Pieni di ricchezze perché nel territorio delle crociate avevano seminato bene, ecco, e continuavano a raccogliere.
Ecco, ma la posizione di questi personaggi nei confronti dell'Islam, perché loro difendevano i pellegrini nel passaggio in Terra Santa, quindi difendevano le carovane. C'è chi dice che però poi alla fine con i musulmani, insomma, siano riusciti a intendersi, quantomeno con la parte più tollerante e istruita. È vero secondo lei o sono favole? Secondo me è vero, perché ai vertici di ogni religione i vertici di ogni religione si toccano, cioè raggiungono dei punti in comune. Quindi quando un musulmano incontra un cristiano che crede in Dio, lo apprezza. Il fatto stesso, abbiamo un esempio anche con San Francesco quando si recò in Egitto. Chiaro. Senta, poi c'è nel libro, io chiaramente oggi noi cerchiamo di non svelare più del dovuto proprio per non togliere il piacere della lettura, però certi diversi episodi sono episodi storici. C'è questa morte improvvisa del Papa, ma è vero che c'è stata una maledizione lanciata dall'ultimo maestro templare, che guarda caso il re di Francia e il Papa poi sono morti poco dopo? Sì, esattamente, e poi si è estinta tutta la dinastia dei Capetingi. Ecco, ma della morte del Papa si conosce il motivo? Cos'è stata? Malattia, veleno? No? Perché all'epoca, insomma... La descrizione non lascia dubbi che era veleno. Ecco, ma avvelenato da chi, secondo lei? Beh, la curia di Avignone non erano tutti santarelli, quindi questo qui era un Papa piuttosto volitivo, diciamo. Ecco, e invece per quanto riguarda il re di Francia, Filippo il Bello? Filippo il Bello, se non ero, è morto, hanno detto, cadendo da cavallo, mi pare. Sì, durante una battuta di caccia, no? Sta incornato da un Hanno detto cinghiale. infarto, ma ho incornato. Sì, sì. Beh, comunque anche lui non è che ha fatto una bella fine. No, ma nessuno dopo, di tutto era sua stirpe. Ecco, ma la vicenda di questo personaggio attraversa diversi eventi storici. C'è per esempio la Grande Carestia. C'è la Grande Carestia, che fu la più grande carestia che la storia ricordi, Sì. Che cominciò con un incremento demografico enorme in tutta l'Europa. È un tempo pessimo, cioè pioggia, freddo, e quindi la gente era costretta a mangiare anche i semi, e quindi non seminavano per il futuro, fino ai casi estremi di cannibalismo. Senta, come mai viene chiamato il Grande Vecchio nel romanzo Bertrando? Ma questo qua probabilmente lo chiamò il popolo quando sulla sua tomba cominciarono a fiorire i miracoli. Ecco, perché vedo che lei nel romanzo lo descrive come un gigante, insomma, una persona molto grande. Gigante, sì. È morto a 92 anni e prima fu sepolto interrato, poi il patriarca successivo lo fece riesumare per deporlo nell'ara che Bertrando stesso aveva costruito per i martiri Ermacora e Fortunato, se non che il suo corpo era talmente grande che non entrava nell'arca, e quindi dovettero segargli i piedi e metterli accanto. Caspita. Senta, ma questo personaggio attraversa l'Europa, perché c'è un capitolo dedicato alla corte d'Ungheria. Esattamente. E anche, cioè, non si dissocia dal suo compito, delle sue qualità politiche, e quindi anche sebbene anziano si reca dove richiedono la sua presenza. Ecco, ma questo personaggio nel romanzo e nella realtà era un guerriero, quindi di armi, o un guerriero della fede? Era un guerriero che aveva deposto la spada per impugnare la croce. Nonostante diceva messa con la spada, insomma, e in corazza, come quella che disse a Venzone, un paese. Ecco, Bertrando di San Genesio ci riporta indietro a tante nostre tradizioni e storia passata anche un pochino perduta. Mi chiedo, qui ci sono tanti aspetti reali nel romanzo, aspetti storici, ce ne puoi elencare qualcuno? Ci sono dei personaggi tipo Gaia, oppure
oppure i conti stessi, che sono storici, sono esistiti veramente tutti i contri e i nobili che incontra, sia amici che nemici. La bellissima Beatrice, amata anche dai friulani, la contessa di Gorizia, poi ci sono altri personaggi come, adesso così a memoria, ce n'è diversi. No, ma come eventi storici, diciamo. Quindi c'è storici sono, tra l'altro c'è anche il fatto che Bertrando, essendo un provenzale, la lingua provenzale ha molti punti in comune con il friulano. Quindi lui si è innamorato del Friuli, di questa terra. Tant'è che qui non voglio spiegare, diciamo, il suo ultimo pensiero è stato per i friulani. Chiaro. E noi abbiamo ereditato da questi provenzali anche alcune parole che sono rimaste nel dialetto friulano, perché ambedue le lingue sono ladine. Sì. Tipo? Adesso, va bene. Tipo piore, tipo il got divin, no? Il got non è una parola nostra, no? Ma è una derivazione. Sì? Pensate. Ecco, dottore, ma c'è anche un altro capitolo in cui si parla ovviamente di epidemie e quant'altro, e questo colpisce perché si parla, così vengono illustrate le varie reazioni che aveva il popolo. C'erano i penitenti che vagavano seminudi e si flagellavano, gli astrologi che incolpavano la grande congiunzione astrale del 1345 e altri che invece davano la colpa agli ebrei, quindi c'era una sorta di caccia alle streghe ante litteram. Esatto, e agli ebrei e anche alle streghe. Quindi, esatto. Ecco, e in questo contesto quindi di superstizione, perché poi ognuno cercava un capro espiatorio, la fede e la fede di Bertrando come si collocano? Cioè per camminare in mezzo a tutto questo marciume. Esattamente, e con mandare i suoi monaci fra i sofferenti e gli appestati, col dare tutto quello che aveva per i bisognosi e rinunciare fino a vivere lui stesso in una condizione miserrima. Quindi sì, visitava, cioè non stava fermo, lui andava personalmente a visitare i lazzaretti cosiddetti, dove portavano gli appestati. Ecco, quindi possiamo dire che lui era guidato dalla fede nell'imbattersi, ecco, in tutte queste difficoltà, perché qui c'è di tutto. Una fede che era sorretta anche da una sua forte cultura, perché apprezzava molto San Tommaso e aveva diciamo unito i suoi studi classici con le teorie di San Tommaso d'Aquino. Ecco, ma queste cose, queste informazioni che stiamo dando su Bertrando di San Genesio sono soltanto romanzate o corrispondono alla realtà? Tutto quello che è storico, assolutamente verificato e trovato nei posti più impensabili, perfino nelle parrocchie. Ecco, lei per esempio come si è documentato? Così, cercando fra quel po' che è rimasto di lui nelle parrocchie, nei vecchi racconti, nelle tradizioni, e quindi ho imbastito il tutto in un romanzo che cercando di renderlo leggero e piacevole. Infatti, tra l'altro io leggo che lei ne ha pubblicati altri 3, a questo punto dovrò procurarmeli perché insomma se sono come questo che si legge tutto d'un fiato, come mai le è venuta l'idea di un libro su Bertrando? Qua la storia è un po' complicata. Allora io nel 1994 iniziai un'esperienza, diciamo, extrasensoriale, chiamiamola canalizzazione. Sì. E quando questa entità si presentò a me, cominciò a comunicare con me, io non sapevo come chiamarla e istintivamente mi venne il nome di Bertrando.
personaggio che non conoscevo, avevo solo sentito nominare. Sì. Poi i messaggi di questa entità mi hanno convinto a fare alcuni romanzi e per ultimo ho fatto proprio il romanzo di Bertrando. Ecco, ma questa canalizzazione come è avvenuta? Cioè, durante una seduta medianica, non lo so, durante un'esperienza Sì, diciamo che è venuta così, improvvisamente. Ecco. È tutto ben spiegato nel mio primo romanzo, Menestrello. Ecco. Ricordiamo gli altri 3 romanzi, per curiosità, allora. Beh, il primo è Menestrello, dove in terza persona narro come nasce e come è iniziata questa mia esperienza di canalizzazione. Sì. Poi il secondo romanzo è il benandante di Masaroris, un personaggio inventato che vive nel contesto storico della fine del 1400, in cui cerco di mandare i messaggi che mi dà l'entità, che mi ha mandato l'entità, romanzandoli in una serie, in un racconto epico, cavalleresco e storico, in modo che uno possa divertirsi ma anche comprendere il significato di certe cose spirituali. Chiaro. E il terzo? Dove abbiamo Menestrello, Bertrando. Il terzo è il benandante e la crivapeta, che seppure distaccato è comunque un seguito del benandante di Masaroris. Sì, la crivapeta? La crivapeta è una figura mitica delle valli del Natisone, diciamo delle donne con i piedi rivolti all'indietro. Ah, e cosa sarebbe? Cioè, è curiosa questa. Vivono nel sempre. Ah, quindi una specie di maghe, non lo so. Che vivono nel sempre, nelle grotte, fanno il bene, diciamo delle streghe buone. Ecco, perché lei mi parla dei benandanti. Io ho trovato dei documenti che tra l'altro appunto sono tutti del Friuli, dove si parlava di questa sorta di maghi buoni che la notte uscivano in astrale per combattere le forze del male. Perfetto. Ecco. Quindi stiamo parlando di questi. Perfetto, sì, sono dei guaritori, uomini pii, buoni, che dedicano la vita grazie a questa virtù, no? Ecco, ma mi tolgo una curiosità, perché io so che lei è ragioniere, è stato volontario nei paracadutisti, insomma, immagino una persona tutto d'un pezzo, però vedo che poi invece ha seguito questo sentiero dell'amore, cioè magari un paracadutista se lo immagina forse così sganciato da tematiche spirituali. Cioè, cosa è successo? È successo quel contatto improvviso che le ho detto con questa entità, che da allora continua a comunicare con me. E quindi mi ha aiutato a un percorso spirituale attraverso letture, attraverso insegnamenti, suggerimenti e molte volte attraverso l'ispirazione. Perché ad esempio mi ispira anche nel disegno e nella pittura. La copertina del libro Menestrello è la foto della parete della mia camera in cui mi ha ispirato lei, perché io non sono mai stato bravo in disegno. Ecco, ma questo sentiero dell'amore che lei segue, che immagino sia stato seguito anche da Bertrando, perché poi direi che alla fine è sempre quello il discorso, come si può sintetizzare? Si può sintetizzare che bisogna aprire il cuore rinunciando all'egoismo e ad altre limitazioni materiali, aprendo il cuore e comprendendo che Dio è in noi, perché noi siamo parte di Lui e Lui è parte di noi, sebbene ci trascenda. Certo. Beh, direi che in base a quello che lei mi dice posso anche capire la scelta di un personaggio come Bertrando di San Genesio. Bertrando di San Genesio, sì. Incarnava questi valori che mi hanno ispirato al romanzo.
Perché non solo lei, ma la storia lo ha fatto girare, proprio muovere in un periodo che era martoriato da carestie, pestilenze e terremoti, quindi insomma Sì. cioè, Ho la speranza che chi legge personaggi, la vita di i sacrifici di certi personaggi trovi incoraggiamento ad affrontare le difficoltà quotidiane. ecco, lei I nostri vecchi ne hanno davvero passate tante. Infatti, ecco perché lei proprio già dall'inizio dà una serie di insegnamenti, ed è questo che mi ha colpito molto piacevolmente, perché questo non è il classico romanzetto storico dove succedono una serie di vicende eccetera, ma lei proprio tramite Bertrando fa dire così al suo allievo Sébastien, fa dare tutta una serie di insegnamenti che riguardano proprio il modo di districarsi in un mondo che è dominato dal male, quindi senza perdere la fede. Esattamente, tant'è che il male è parte del bene e il bene è parte del male, sono due forme della realtà, però indissolute, è come il lungo e il corto, se c'è il lungo non può esserci il corto. C'è una frase che mi ha colpito, perché di fronte a questo novizio che in pratica rinfacciava il fatto che 2 maestri templari siano stati bruciati ingiustamente, quindi ridotti in cenere, la risposta poi di Bertrando noi viviamo nel tempo, invece Dio è l'eterno, tu tiri un sasso contro un albero, cade un frutto, nessuno lo raccoglie e Dio ti fa spuntare da quel frutto un nuovo albero, quindi noi non vediamo il disegno finale, solo un pezzetto. In effetti Bertrando crede nell'immortalità. E ci crede anche lei, immagino. Ci credo anch'io, perché nessuno nasce, nessuno muore, tutto esiste. Chiaro. Benissimo, allora io voglio consigliare, anche perché si legge, ora al di là degli insegnamenti utili in un periodo così fosco come questo romanzo storico si legge tutto d'un fiato perché è scritto in maniera molto scorrevole, molto piacevole. Bertrando di San Genesio, il grande vecchio, l'autore Paolino Mainardis, la casa editrice Le Edizioni Segno, quindi un bel romanzo che ahimè vi terrà inchiodati e quindi non riuscirete a staccarvi fino a che non l'avrete finito. Grazie molte, dottor Mainardis. Grazie a lei e agli ascoltatori, buonasera. Grazie, buona serata. Continuiamo a monitorare intanto via computer dal sito app Friends in Space, ammazza il mio inglese, fa veramente schifo. Sì. Insomma, amici nello spazio.org sarebbe. Ha una comunicazione di servizio che stavo parlando con Giulio Cesare, chiamato Alessandro Morelli, ha detto che anche lui si è appassionato molto a questo libro perché gli piacciono molto i templari. Sì, no, ma guarda, è veramente bellissimo perché sai, il nome della rosa poi alla fine ti faceva arrabbiare perché lì erano tutti crudeli, feroci, dall'abate a Bernardo. La differenza tra il libro e il film anche, perché sì, il libro è un po' corposo e anche abbastanza dotto. Sì, anche un po' noiosetto per la verità, perché Umberto Eco ci ha riversato di tutto. Questo scorre piacevolmente, per giunta è una storia vera. Quindi Arriva Natale e teniamo in mente questo bel libro. Benissimo. Samantha, dov'è la nostra Samantha? Direi che ormai sta sorvolando, qui siamo in Giappone, direi. Sì, direi che oramai sta sorvolando. Io speravo che arrivasse anche da noi, che riuscissimo. No, mi sa che ci è già passato, comunque continueremo a seguirla, linea alla regia. E anche il regalo per lo zio Pietro è fatto. Dai che ci siamo quasi. Chi manca ancora? Allora, abbiamo detto, per tuo fratello Marco un orologio esagonale a 15 lati per la sua collezione. Per Marta un armadio trasparente senza ante, così finalmente troverà subito cosa mettersi. Sì. E per Paolino, che va matto per i peluche, un riccio domestico senza spine da abbracciare quando va a letto. E per mia madre, scusa? Un cactus? Con Ikea non esistono regali impossibili. Scopri tante idee regalo per ogni gusto ed esigenza in negozio o su ikea.it/idee regalo. Vuoi farti trovare dai tuoi clienti? Scopri il giallo. Con Seat Pagine Gialle puoi pianificare su Facebook una campagna pubblicitaria scegliendo l'area geografica che vuoi. Solo Seat Pagine Gialle ti garantisce di raggiungere il numero di clienti che desideri in base a genere, età e località, senza inutili dispersioni. Scopri le campagne che possiamo pianificare per la tua attività su Facebook e approfitta delle nostre promozioni fino al 31/12. Contattaci su seat.it. Seat Pagine Gialle, nuova generazione di opportunità. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22.
Rieccoci in diretta, è arrivata anche un SMS che dice: ma perché la Madonna non avverte di tutti i disastri che devono capitare? Ci scrive Ercole. E beh, allora noi adesso parliamo di un caso di apparizioni, le apparizioni di Banneux, che sono tra le poche confermate dalla Chiesa. Un libro della casa editrice Segno, Le apparizioni di Banneux, il messaggio della Vergine ai sofferenti di tutto il mondo. L'autrice si chiama Arda Roccalas, che io saluto. Buongiorno dottoressa Roccalas. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, ricordiamo allora subito in che cosa sono consistite le apparizioni di Banneux, in che periodo siamo, perché era un periodo molto particolare. Certo, assolutamente. Le apparizioni di Banneux hanno una caratteristica fondamentale, che è quella di essere, come abbiamo già detto, tra le pochissime ad avere ottenuto il riconoscimento ufficiale della Chiesa. Si sono verificate nel 1933 in Belgio, in un periodo in cui tutta l'Europa, come possiamo immaginare, era frastornata dal termine della Prima Guerra Mondiale, l'inizio della Seconda. Il Belgio in particolare aveva subito delle perdite fortissime e misteriosamente e miracolosamente, proprio nel giardino di una famiglia molto povera, ai margini del paesino di Banneux, è apparsa questa straordinaria figura luminosa ad una piccola bambina di 12 anni che si chiamava Mariette, 11 anni anzi all'epoca. In queste straordinarie apparizioni la Madonna appare 8 volte, viene qualificata Madonna anche se lei assume il titolo di Vergine dei Poveri, perché in una di queste apparizioni dichiara di essere la madre del Salvatore e madre di Dio. Durante queste apparizioni segnala, anzi fa sorgere proprio dal terreno una sorgente miracolosa, intorno alla quale nel corso degli anni è stato costruito un santuario, poiché questa sorgente di acqua tarmaturgica è stata praticamente utilizzata in tutti questi 80 anni da malati e da sofferenti di ogni genere alla ricerca della guarigione, e tante guarigioni miracolose, anche verificate dalla Chiesa, si sono realizzate. Ecco. Quindi prego. Sì, dottoressa, perché noi siamo in un periodo molto particolare, perché nel 1933 in Italia c'è il fascismo, in Germania si sta imponendo il nazismo, cioè un periodo in cui si va verso le tenebre. Ecco che c'è questa luce in Belgio. Esattamente, infatti un po' la tematica del libro che mi è piaciuto mettere in risalto è questa caratteristica della Madonna, di questa Vergine di Banneux, di apparire come una luce nel giardino buio, perché appariva verso le 7 di sera. Parliamo della prima apparizione, è avvenuta il 15 gennaio del 1933, quindi un periodo invernale, e questa metafora della luce nelle tenebre si è poi estrinsecata anche proprio come metafora di queste apparizioni straordinariamente riconosciute dalla Chiesa in un periodo che andava verso l'oscurità più totale. Ecco, e si qualifica, insomma, quantomeno viene identificata come la Vergine dei Poveri. Esattamente, allora lei ha appunto assunto questi 2 titoli durante le apparizioni, come abbiamo detto, Madre di Dio, Madre del Salvatore, Madre di Dio e Vergine dei Poveri, perché tutto il suo messaggio è incentrato sul fatto che lei viene ad alleviare la sofferenza. Quindi queste apparizioni, questo ciclo di 8 apparizioni che si sono verificate, hanno dato modo all'umanità di scoprire questo aspetto straordinario della Vergine che viene a noi, non soltanto, come dicevamo prima, medjugorje magari di preannunciare con catastrofi come è successo a Fatima e via dicendo, ma con un messaggio fortemente positivo. Io vengo per tutte le nazioni e vengo ad alleviare la sofferenza, e questo rende il messaggio straordinariamente attuale anche 80 anni dopo, in cui la sofferenza psichica, economica, fisica è veramente forse alla massima potenza in questo periodo. Senta, e all'epoca quali furono le reazioni così delle autorità sia ecclesiastiche che non ecclesiastiche? Allora, come in tutti questi casi sappiamo che c'è sempre molta confusione, ovvero ci sono persone che immediatamente sposano gli avvenimenti come sicuramente veritieri, altri che invece mettono anche magari i bastoni fra le ruote, come è successo sappiamo anche a Lourdes, eccetera. Quello che però è molto importante rilevare
è che il nostro mariologo più importante, forse di riferimento, René Laurentin, ha catalogato circa 2400 apparizioni avvenute negli ultimi 2000 anni. Di queste 2400, meno di 20 hanno ottenuto il riconoscimento ecclesiastico. Banneux è fra queste. Nel 1949, dopo un lunghissimo processo naturalmente di verifica, la Chiesa ha confermato che, al pari di Lourdes, di Fatima e di altre apparizioni importantissime, anche Banneux è da considerarsi assolutamente autentica. Senta, ma allora, per rispondere un po' anche al radioascoltatore che ci ha mandato l'SMS, ma perché la Madonna non avverte tutti dei disastri, ma forse la funzione non è quella, cioè non è il servizio meteo, insomma, è qualcos'altro il messaggio. Assolutamente, soprattutto Banneux. Allora, noi sappiamo che è stato rivelato un segreto alla piccola Mariette, ma di questo segreto non si è mai più avuta notizia. È possibile che il Vaticano conservi nei suoi archivi il testo del segreto, però non si è mai parlato assolutamente di una divulgazione. Anzi, in realtà le fonti ufficiali asserirebbero che la piccola non abbia mai voluto rivelare questo segreto, non solo alle fonti ufficiali ma neanche ai suoi genitori, pur essendo stata sottoposta a diverse pressioni. Cosa ci fosse in questo messaggio, quindi, noi non lo sappiamo. Però sicuramente sappiamo, alla luce di tutti i messaggi invece pubblici che sono stati dati a Banneux per tutta l'umanità, che la Madonna viene a darci soprattutto dei messaggi positivi, dei messaggi di fede, di speranza, dei messaggi per le persone che soffrono, perché potrebbero trovare la luce nella loro oscurità. Quindi direi che meno male che la nostra amatissima Vergine non viene solo a parlarci di catastrofi. No, anzi, quello forse è l'aspetto, forse per colpire le teste un po' più dure, che ne dice? Esattamente, mentre io trovo che il messaggio di Banneux sia di una spiritualità talmente elevata, di una forza propulsiva positiva talmente elevata, che veramente oggi dovrebbe essere pubblicato su tutti i giornali, cioè davvero un messaggio di un'attualità straordinaria che vuole spezzare l'oscurità, non incentivarla in qualche modo o preannunciarla. Senta, questa bambina, insomma questa ragazzina di 11 anni, maggiore di 7 figlie, viveva in una famiglia che era particolarmente povera, in una casa isolata situata oltre la strada, insomma alla periferia del villaggio, quindi erano proprio lontani, diciamo separati dal mondo. Questo un po' ricorre per esempio in Lourdes. Sì, assolutamente. Allora, nella parte centrale del libro, dove mi occupo di fare un po' un'analisi di queste apparizioni, sia dal punto di vista teologico che spirituale e culturale, andiamo proprio a vedere che spesso la Vergine sceglie dei veggenti appartenenti a famiglie povere, spesso bambini, anche se non sempre, e qui c'è un riferimento bellissimo, insomma, a quello che ci dice Gesù nel Vangelo, no? Lasciate che i pargoli vengano a me. Chi non è come loro non entrerà nel regno dei cieli, quindi questo ci fa capire perché la Vergine spesso sceglie magari non grandi dottori della Chiesa, ma persone umili, persone ai margini del villaggio. Per di più, una cosa interessante è che la famiglia di Mariette, nella fattispecie, era particolarmente lontana dalla Chiesa in quel momento, cioè aveva avuto un diverbio con il parroco e quindi non stava nemmeno mandando la bambina al catechismo, mentre tutte le sue compagne ci andavano. Misteriosamente la Vergine sceglie proprio una famiglia che non solo è ai margini del villaggio, ma anche ai margini della parrocchia. Chiaro. Ecco, Stefania, che qui con me mi aiuta a condurre, so che ha un amico che è un fisico dell'Euratom di Ispra, che è del Belgio, no? Sì, infatti mi disse proprio tempo fa che era incuriosito di queste apparizioni di questa Madonna, mi aveva accennato qualcosa. Infatti quando ho visto il libro ho detto io ti ha dico colpito, insomma. l'ha colpito, no? Il fatto che Marcel fosse anche interessato, che volesse così anche approfondire queste apparizioni, perché comunque sono un'apparizione un po' particolare, nel senso c'è della verità, c'è qualcosa che comunque ha colpito molto l'immaginario suo. C'è una cosa che colpisce, sentiamo che cosa ne dice la nostra ospite, perché io so che verso la fine del 32, sempre in Belgio, 5 fanciulli a Boreng avevano visto la Madonna, ma c'è un legame fra questi due eventi? Esatto, allora qui ci sono dei fenomeni straordinari che non sono ancora stati pienamente spiegati. La Madonna era apparsa proprio poco tempo prima anche a questi fanciulli non lontani
da Banneux. C'è, se vogliamo, anche una continuità di messaggio. Io ho analizzato questo rapporto tra le due apparizioni proprio nella parte centrale del libro, però diciamo che il messaggio di Banneux, secondo me, rispetto al messaggio di Bourdain, ha la capacità di essere estremamente esplicito e molto d'effetto. Cioè la Madonna a Banneux dice poche cose e le dice chiare. Io sono la Vergine dei poveri, vengo qui per tutte le nazioni, in un momento in cui tutte le nazioni erano in guerra, tutte contro tutte, ok? E vengo ad alleviare la sofferenza dei malati e di tutti. Quindi è di una straordinarietà e di un'attualità secondo me sconvolgente. Non a caso questo libro io quando poi l'ho finito di redigere l'ho sottoposto al nostro amatissimo Papa Ratzinger quando era ancora sul soglio pontificio al termine del 2012. Papa Ratzinger ha letto e ha profondamente diciamo approvato questo libro al punto da dare la sua benedizione papale ufficiale. Quindi questo libro porta in sé insomma un po' il marchio di Papa Ratzinger e dell'amore che lui ha nutrito verso quest'opera e che adesso può diffondersi in tutte le case degli italiani. Ecco, lei qui mi ha anticipato perché il libro è stato benedetto da Papa Benedetto, per l'appunto, che non dimentichiamolo, era in pratica il capo di quello che viene chiamato il Sant'Uffizio, non la Santa Inquisizione ovviamente. Perché questo è un fatto veramente singolare, proprio se Papa Benedetto l'ha approvato. Perché lui ha conoscenza di tutta quella che è la documentazione ecclesiastica sulle apparizioni mariane, quindi colpisce particolarmente questa cosa, dottoressa. Esattamente, e mi ha colpito a suo tempo quando ho avuto l'onore e la gioia di ricevere questa notizia, proprio perché ho capito che dietro questo libro che io ho scritto 80 anni dopo, come dire, c'è stato forse una spinta ancora della Vergine dei poveri, ecco, proprio nell'anno in cui fra l'altro poco dopo sarebbe morta la Veggente, perché la Veggente è morta recentemente a 90 anni dopo una vita molto riservata. Eppure questo libro è arrivato dopo tanti anni in cui anche in Italia non ci si preoccupava più di queste apparizioni e ha ricevuto straordinariamente questa benedizione papale, quindi è stato proprio come un segno, non a caso è stata pubblicata dall'editrice Segno. Ecco perché poi c'è stata questa cosa curiosa, perché le apparizioni di Banneux nel 1933, lei il libro l'ha finito nel 2013, quindi proprio 80 anni di culto. Esattamente, proprio nell'80° anniversario, dopo 3 anni di lavoro, perché è stato un libro a cui ho dedicato veramente molto, molto impegno, ha celebrato un po' insomma questo 80° anniversario. Senta, però so che lei è anche fondatrice di un istituto a Cinisello Balsamo, quindi nel milanese. Sì, esatto, io sono una storica delle religioni, sostanzialmente mi occupo proprio di studiare la spiritualità, in particolare il femminino nelle varie religioni e in particolare nel cristianesimo, quindi l'aspetto dell'elemento femminile che nel cristianesimo è massimamente espresso dalla meravigliosa Vergine, insomma, e a questo scopo ho fondato un istituto di ricerca a Cinisello Balsamo dove in primo luogo svolgiamo ricerche in ambito appunto di spiritualità e religioni e dove peraltro rendiamo pubbliche queste ricerche e organizziamo costantemente eventi pubblici senza scopo di lucro in cui le persone possono venire liberamente, insomma, ascoltare la spiritualità, scoprirla, soprattutto per chi non è in questo settore che invece riserva sempre delle sorprese meravigliose. Ecco, qui mi viene alla mente un'altra considerazione, perché la Vergine dei poveri che appare in un periodo di grande povertà, a cui sarebbe seguita poi una povertà maggiore, e adesso un paese, il nostro, che è nella miseria più totale, quindi direi quasi un insegnamento che torna ciclicamente. Infatti la Vergine dei poveri pare proprio scegliere un momento topico per apparire e per riapparire 80 anni dopo attraverso questo libro. Ricordo fra l'altro che a Milano abbiamo il movimento Madonna dei poveri, che è il più importante d'Italia, diciamo il leader, possiamo dire così, nella devozione alla Vergine dei poveri, dove quindi chiunque oggi che viva qualsiasi tipo di sofferenza anche economica o anche a livello fisico può recarsi per prendere l'acqua miracolosa del santuario di Banneux, che viene sempre portata in Italia presso questo movimento Madonna dei poveri a Milano e presso il nostro centro di Cinisello Balsamo. Ecco, aspetti perché qua si stanno scatenando con gli SMS, allora ci deve dire dove siete, proprio l'indirizzo, e ci deve spiegare bene questa faccenda dell'acqua benedetta. Certo,
Esatto, allora i due indirizzi di riferimento sono, come abbiamo detto, il mio centro di ricerca che ha il sito www.istitutoparnar.it, dove trovano tutte le informazioni i nostri ascoltatori, e il Movimento Madonna dei Poveri di Milano, che è facilissimo da ricordare perché è in piazza Madonna dei Poveri 1. Quindi più semplice di così. Ecco. Esatto, in entrambi questi luoghi si può tranquillamente ritirare, ovviamente gratuitamente, l'acqua miracolosa di Bagneux per tutti quelli che non possono recarsi direttamente al santuario, dove peraltro ricordo che si può andare in pellegrinaggio. Chiaro. Senta, ma sono state fatte delle analisi su quest'acqua? C'è una casistica di guarigioni anche recenti, non so? Allora, le guarigioni sono attestate fino praticamente ai giorni nostri. Ovviamente la più grande conferma che noi abbiamo della veridicità di queste guarigioni ce l'abbiamo legata proprio al processo di riconoscimento di queste apparizioni. Abbiamo in particolare avuto una guarigione proprio ad Arluno, qui in Lombardia, negli anni 40, che ha aiutato ad ottenere il riconoscimento ufficiale, perché si è proprio verificato con tutti gli organismi competenti questa guarigione straordinaria di questa donna anziana paralitica che è tornata invece a camminare. Come mai lei si è interessata proprio a questo genere di apparizioni? Dunque, io come storica delle religioni e, come dicevo, specializzata soprattutto nello studio del femminino, amo in generale la mariologia e il fenomeno delle apparizioni mariane. Diciamo che avevo già redatto altri testi e ricerche su questo tipo di argomenti. Quello che però mi preme raccontare un po' ai nostri ascoltatori è la straordinarietà della vicenda di Bagneux per me a livello di studiosa e di persona umana, perché nel momento in cui mi sono trovata a scrivere questo libro, richiesto in realtà a livello proprio di ricerca, mi sono trovata io stessa a conoscere profondamente nel mio cuore questa Vergine dei Poveri e quindi a trasformare quello che doveva essere un'opera di ricerca anche in qualcosa che mi ha portato a un risveglio della fede profondissimo. Questa vicenda io la narro brevemente nell'introduzione del libro, quindi questo testo, oltre a raccontare un po' le apparizioni, la storia e a dare delle linee guida, diciamo, per l'interpretazione, racconta anche la storia di una conversione che è la mia, perciò diciamo che porta proprio una testimonianza freschissima 80 anni dopo l'apparizione della Vergine. Ecco, ma il fatto che con l'apparizione della Vergine venisse indicata questa sorgente d'acqua come una fonte destinata a tutte le nazioni, quindi per i malati del mondo, ma non soltanto per i malati di mali fisici, direi. Esatto, assolutamente. Infatti lei in un'altra apparizione dice: io vengo ad alleviare la sofferenza, e parla anche, si dà il titolo di Vergine dei Poveri, come a sottintendere che questa sofferenza che viene ad alleviare tramite il suo messaggio e tramite questo santuario con l'acqua benedetta è la sofferenza a 360 gradi, può essere psichica, può essere fisica, può essere economica, può essere sociale. Senta, come mai fra tante, appunto lei ha citato più di 2000 apparizioni che sono state catalogate da padre Laurentin, come mai proprio questa è fra le poche confermate? Cioè, che cosa ha fatto la differenza? La differenza, a mio avviso, è stata questa. Intanto, per cominciare, noi sappiamo che il processo di riconoscimento delle apparizioni è molto complesso e quindi va a valutare la veridicità degli avvenimenti, lo stato psichico dei veggenti, gli eventuali avvenimenti soprannaturali collegati a questi avvenimenti, e inoltre va a valutare quelli che noi chiamiamo i frutti spirituali. Nonostante purtroppo Bagneux sia poco conosciuta in Italia, e questa è una delle ragioni per le quali avevo deciso a suo tempo di redigere questo libro, in realtà è conosciutissima all'estero. Il santuario di Bagneux, dove vanno ogni anno migliaia di pellegrini, è visitato da persone di ogni parte del mondo, dove noi italiani siamo quasi un po' diciamo la coda, no? Questo ci fa capire che invece, visto che sono fra l'altro tra le poche apparizioni riconosciute, possono darci tantissimo. Perciò dobbiamo proprio aprirci a questi avvenimenti, andare alla scoperta, perché spesso sentiamo parlare di Lourdes, di Fatima, tutti avvenimenti straordinari, Medjugorje non ne parliamo, però Bagneux ha in sé qualcosa di miracoloso, veramente, che può toccare la coscienza delle persone anche adesso, può veramente alleviare la sofferenza, senza dubbio. Ecco, sì, poi qui in Italia siamo tremendamente provinciali, perché insomma magari Fatima, Medjugorje o Lourdes perché hanno visto 4 film, allora sì, tutti le conoscono. Ecco, però nel caso
caso di Banneux, insomma, la Madonna non ha visitato una suora, una persona altamente spirituale. Il fatto che si sia così avvicinata a una famiglia che in buona sostanza si stava anche un po' staccando dalla fede sembra anche un altro segno molto chiaro. Assolutamente. La Madonna ha proprio scelto, parrebbe, questa famiglia che era l'unica del paese che si era completamente staccata. Questo ha portato uno scompiglio totale nel villaggio, no? Perché insomma ci si chiedeva ma come mai proprio lì nel suo giardino ha risvegliato tante fedi in questi 80 anni, come esattamente è successo in quella famiglia, perché al di là della bambina che aveva 11 anni e ovviamente lei per prima ha sentito subito un impulso fortissimo di amore verso la Vergine, anche tutta la sua famiglia che si era completamente allontanata dalla Chiesa a seguito di questi avvenimenti si è riavvicinata e ha sostenuto poi massimamente la bambina, insomma. Ecco, intanto io saluto i tantissimi amici che ci stanno seguendo e mandando messaggi via Facebook, da Gigi ad Alessandro a Roberto. Ecco, dottoressa Rocalas, quello che mi colpisce poi è quando ci sono queste apparizioni, solitamente si parla di segreti che non vengono mai svelati, che adombrerebbero guerre mondiali, cataclismi, quant'altro, eccetera. Qui Banneux da un certo punto di vista è più solare, quasi più positivo, perché è un cammino verso la spiritualità, cioè non c'è la minaccia del castigo, diciamocelo fuori dai denti. Esattamente, anzi c'è la sorpresa e la conferma della felicità, perché la Vergine dei Poveri che cosa fa quando appare? Guida la piccola Marietta attraverso un percorso che conduce alla sorgente miracolosa. I teologi cristiani hanno voluto interpretare questo tra le varie simbologie come il fatto che la Madonna ci guidi a Gesù Cristo, quindi alla salvezza. Perciò noi possiamo anche crogiolarci nei nostri terrori riguardanti le varie catastrofi che magari arriveranno, magari no, però in queste apparizioni in particolare e comunque anche in altre, la Madonna si premura sempre di lanciare un messaggio di profondissima speranza, di profondissima gioia e di profondissimo alleviamento delle sofferenze. Questo è un aspetto fondamentale, spesso messo da parte anche in altre apparizioni, dove si preferisce, diciamo, lo scoop della catastrofe, no? Anche noi al telegiornale siamo abituati a vedere tutte notizie negative, quindi fa più scena, no? La morte. Invece qui si parla di vita. Questo è il messaggio straordinario di Banneux, qui si parla di vita, sotto tutti gli aspetti, fisica e spirituale. Ecco, perché personalmente insomma io ho trovato sempre un pochino irritante in tante apparizioni il fatto che il messaggio fosse: se l'umanità non si convertirà arriverà un castigo tremendo, cioè sembra quasi un ricatto, diciamola tutta, cioè se Dio volesse insomma schiocca le dita e il mondo migliora all'istante, cioè, però a questo punto non ci sarebbe nemmeno un merito da quel punto di vista, no? Esattamente, invece in Banneux proprio ci sono dei messaggi sempre positivi, fra l'altro la Madonna esorta tantissimo alla preghiera, come del resto ha fatto anche in altre apparizioni, la preghiera come strumento quindi di evoluzione della propria anima, di salvezza e di miglioramento del mondo, perché continuiamo a ricordare la Madonna appare per tutte le nazioni, a Banneux lo dice espressamente, quindi le sue apparizioni in quel caso si propongono non solo come qualcosa che può portare il singolo a risvegliarsi nella fede, come è successo a me, ma qualcosa che può portare il mondo intero a risvegliarsi nella fede e anche quindi a risolvere i grandi problemi che lo attanagliano. Chiaro, intanto io saluto ancora tante altre persone che ci stanno mandando i complimenti, insomma fa piacere che la trasmissione stia piacendo, via Facebook, Daniela Granata, Almerinda, Teo, Marco, Ercole Rossi, Paolo Romagnolo, Omar Bassani, Anna Maria Corradini, Annadini. Ecco, dottoressa, Papa Ratzinger prima di diventare Papa era prefetto del Sant'Uffizio, quindi lui ha visto questo libro, lo ha benedetto, immagino lo abbia anche letto. Lei che cosa ha provato in quel momento? Io non mi aspettavo questo perché fra l'altro questo libro io l'ho scritto in un momento di grande sofferenza, come ho appunto raccontato nell'introduzione, dove la Madonna è venuta quasi nella mia vita a darmi una luce, mentre io studiavo queste apparizioni, io mi sentivo come quella piccola Mariette, sostanzialmente c'è stata quasi un'immedesimazione di me in quella piccola bambina, e quando infine è arrivata la notizia ufficiale di questa benedizione straordinaria che il Papa ha voluto dare, è stato come una sanzione divina di tutto questo processo che stava avvenendo e del fatto che questo libro probabilmente non vuole essere soltanto, come ce ne sono altri stupendi, un racconto di quelle apparizioni, vuole essere qualcosa di più, cioè nelle case in cui è arrivato
non a caso siamo passati alla seconda edizione in pochissimi mesi, è stato un successo editoriale veramente notevole. Nelle case in cui arriva, questo libro porta davvero l'impronta di Papa Ratzinger, ma soprattutto della Madonna. Quindi anzi io esorto gli ascoltatori, ricordando che io peraltro ho pubblicato rinunciando a tutti i diritti d'autore, quindi non guadagno nulla dalla vendita di questi libri, esorto tutti i nostri amati ascoltatori che vogliano fare dei regali, soprattutto adesso che arriva Natale eccetera, a pensare di fare questo piccolo dono, questo libro, perché veramente è di più di un semplice trattato storico, porta un'impronta divina fortissima. Ma infatti anche per questo noi stiamo spingendo questo libro, non solo perché è bello e documentato e tratta di fatti che probabilmente molti ancora non conoscono, quindi è giusto che si aggiornino, ma anche perché ha un messaggio che francamente, e lo ribadisco nuovamente, in questo periodo di crisi, di buio, è un messaggio positivo, perché mi colpisce anche ciò che è scritto nell'introduzione: non vi è tenebra che non possa essere illuminata, non vi è notte che non possa essere rischiarata, che è un messaggio bellissimo. Esattamente, soprattutto in questo momento di grande oscurantismo su tutti i fronti, cioè soprattutto qua in Italia siamo in crisi economica, ci sono delle malattie che non sono ancora state sconfitte, ci sono guerre in molte parti del mondo, c'è in generale un clima di forte oscurità in tutti noi, nelle nostre famiglie, lo si vede anche nei telegiornali, e qui abbiamo qualcosa che può veramente rivalutare la nostra esistenza, cioè quando ci troviamo davanti all'oscurità, che sia un'oscurità personale o familiare o nazionale o mondiale come in questo momento, sapere che c'è una luce divina che invece illumina e può attraversare qualsiasi tenebra trasmutandola, è un messaggio di una straordinarietà infinita, secondo me. Senta, ma in un periodo come questo, dove penso che la crisi magari renda le persone anche più ciniche e forse più atee, parlare di spiritualità, cioè la gente che viene da voi per esempio, come reagisce? Ma nel nostro centro noi abbiamo proprio l'opportunità di osservare questo interessantissimo fenomeno che è l'essere umano in tutte le sue sfaccettature. Ci sono persone che si avvicinano a noi perché già conoscono l'ambiente della spiritualità e quindi vengono ai nostri eventi per approfondire tematiche. Ci sono persone che sono lontanissime dalla spiritualità. Eppure, arrivando in un luogo che è nato per questo, per aiutare le persone a trovare una dimensione ulteriore rispetto alla quotidianità, tutti quelli che vengono in un qualche modo scoprono qualche cosa di nuovo, un aspetto che non avevano magari considerato prima, e la cosa importante è che apre infinitamente le loro vedute, perché la spiritualità, io parlo qui in particolare di spiritualità cattolica, ma come storica delle religioni mi sento di dire tutta la spiritualità, è veramente una luce nell'oscurità, è davvero una luce nell'oscurità, soprattutto per chi non l'ha mai sperimentata. Riuscire a sperimentarla in qualche modo con avvenimenti che avvengono nella sua famiglia o con un libro come questo o col frequentare un centro che si occupa proprio di queste tematiche è trovare davvero la luce. Senta, un'ultima cosa, ma voi distribuite quest'acqua benedetta di Bonheur, ci sono persone che vi hanno segnalato, non voglio dire un miracolo, ma quantomeno un miglioramento? Allora, noi ci occupiamo come centro di distribuirla e raccogliamo eventualmente sicuramente molte testimonianze di miglioramenti, sia di tipo fisico sia di tipo spirituale. Poi il centro di riferimento che abbiamo detto prima, che è il Movimento Madonna dei Poveri di Milano, è proprio quello che in Italia si preoccupa massimamente della diffusione, della conoscenza di queste apparizioni, e quindi è in contatto con tutte le regioni italiane, dove peraltro sono nate meravigliose realtà che noi non ci immaginiamo nemmeno, di devozione alla Madonna, dei gruppi anche di 100-200 persone a Palermo, per esempio, in altre zone d'Italia, dove vengono costantemente raccolti dati riguardanti guarigioni, problemi che si risolvono, conversioni, cioè i frutti spirituali di queste apparizioni 80 anni dopo sono vivi più di prima, probabilmente, come prima e più di prima. Chiaro. Bene, allora io voglio consigliare a tutti i nostri radioascoltatori di Arda Roccalas, Le apparizioni di Bonheur, della casa editrice Segno, non soltanto perché è un bel libro per la vicenda che racconta, ma perché è un libro molto positivo, lo sentiamo proprio molto positivo, è una ventata di ottimismo, veramente una luce fra le tenebre. Grazie dottoressa. Grazie a tutti e buona serata a tutti quanti. Grazie, e linea alla regia.
Vuoi acquistare o vendere un'azienda? Cerchi un partner o un socio finanziatore per sviluppare la tua attività? Cogefim da 30 anni opera con successo nelle intermediazioni commerciali, artigianali, industriali in Italia e all'estero. Vendere, acquistare un'azienda è una scelta importante. Chiamaci 02 32 72 448 o visita il sito cogefim.com. Un suono perfetto. Finalmente Radio Padania a casa tua senza più interferenze. Per le prossime feste regalati o regala una Radio DAB. Vai sul sito radiopadania.net e troverai tutte le informazioni su come riceverla direttamente a casa tua. Oppure chiama 02 66 23 4449 e lascia il tuo numero in segreteria. Soffri di dolori alla schiena, alle articolazioni o alle ossa? Hai problemi di artrosi o artrite? BioLife Therapy è la soluzione che aspettavi. Chiama adesso il numero 039 9630 465 per una prova gratis e senza impegno a casa tua. Sei stanco di prendere antidolorifici e desideri vivere senza dolore? BioLife Therapy cambia la qualità della tua vita. È un dispositivo medico professionale certificato per uso domiciliare che svolge una terapia curativa e biorigenerante per tutta la famiglia. È totalmente privo di effetti collaterali. Elimina tutti i tipi di dolori come spalle, cervicali, mal di testa, dolori alle ossa, dolori muscolari. Chiama adesso il numero 039 9630 465. Un esperto verrà a casa tua e ti farà provare subito i benefici di BioLife Therapy, gratis e senza alcun impegno. Di addio per sempre ai tuoi dolori. Chiama adesso il numero 039 9630 465. Missione possibile. Il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Il miglior galletto alla griglia di Milano, gustalo da El Galette. Tenero, prelibato, servito con patatine fritte e birra artigianale a soli 15 euro. E poi assapora la buonissima polenta taragna con funghi porcini, gialla con brasato, il goulash, la salsiccia, l'enorme cotoletta e il succulento hamburgerone. El Galette, che bontà! A Milano in via Taverna, angolo via Corelli. Per prenotazioni 02 84 96 21 50. Ampio parcheggio riservato. Pentadent sostiene la prevenzione. Questo mese il check-up completo non ti costa nulla. Vieni a trovarci. Visita, eventuale panoramica e piano di cure sono eseguiti con la massima professionalità e se la tua bocca lo necessita, potrai effettuare anche una visita specialistica con un nostro ortodontista e implantologo. Scarica subito il coupon prevenzione dal sito pentadent.it o chiama l'800 700 860 800 700 860. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Rieccoci in diretta, Alfredo Lissoni e Stefania Genovese. Stiamo monitorando l'astronauta Samantha Cristiana, parlando di cristianesimo, Samantha Cristoforetti, che in questo momento lentamente, ma insomma riusciremo a dare notizia, vedo che si sta avvicinando alla punta meridionale del Sud America, e intanto noi proseguiamo la nostra trasmissione. Siamo collegati telefonicamente con l'editore della casa editrice Il Segno, Piero Mantero. Ciao Piero. Ciao, buonasera a voi. Ecco Piero, questa sera abbiamo illustrato diversi libri che hanno portato veramente una luce nelle tenebre. Tanti radioascoltatori ci hanno chiesto i titoli, io li ricordo velocemente: di Arda Roccalas, Le apparizioni di Banneux, poi ancora Meggiugori e l'attesa tra rivelazioni e segreti di Ercole Seri, e poi di Paolino Mainardis, Bertrando di San Genesio. Sono tutti libri della casa editrice Segno, che è la tua casa editrice, la casa sono anche buoni libri, devo dire, obiettivamente. Sì, poi ce ne sono, poi vanno a ripescare anche tradizioni che a noi stanno molto a cuore, per la verità, quindi i nostri radioascoltatori apprezzeranno moltissimo. Ma so che anche tu ne hai scritto uno sulle apparizioni, su Balestrino, o sbaglio? Sì, diciamo che ho rieditato da una vecchia edizione, l'ho aggiornata, da un'edizione di oltre 20 anni fa, visto che ci sono stati dei fatti nuovi.
una svolta di carattere ecclesiale, e allora ho pensato che era necessario ributtare sul mercato, come si suol dire, questa storia dell'apparizione di Balestrino alla Caterina Richero, che secondo me sono tra le più importanti in Italia, obiettivamente. Ecco, allora... E sono venute sopra diciamo Albenga, sull'Appennino, diciamo, ligure. Quindi Savona, zona di Savona. La zona, esatto, sì, la zona di Savona. Sì. Ecco, come si intitola il libro? Il libro è proprio Balestrino, Madonna della Riconciliazione e della Pace di Montecroce. Ecco, che cosa è successo? Sì. Ecco, sì, questo diciamo è un'apparizione avvenuta negli anni 50, che poi ha avuto diciamo un seguito nel 1986 con l'ultimo messaggio, e la cosa interessante è che il messaggio principale è diciamo, la Madonna insisteva sulla riconciliazione e sulla pace, che guarda caso nell'81 poi fu il messaggio principale di Medjugorje, quindi si potrebbe dire che Medjugorje ha ripreso e ha riattualizzato, e anche insistendo a lungo, questo messaggio che oggi vediamo con quello che avviene nel mondo è veramente, diciamo, attualissimo, e anche, diciamo, ne viviamo la drammaticità. Ecco, tu giustamente parli, anzi non tu, la Madonna in questo libro così portava un annuncio di riconciliazione e pace in un periodo come questo, in cui il Papa va in Turchia per cercare una riconciliazione, quindi sia col mondo islamico sia col mondo ortodosso. Poi sarà tutta da vedere come andrà a finire, indubbiamente. Infatti non è facile. Però è molto sentita questa cosa. È molto sentita perché, diciamo, adesso che un pochettino i buoi sono scappati, ci si sta rendendo conto che insomma, certe profezie che sembravano così lontane, campate in aria, oggi le stiamo un pochettino vivendo. Anche questo stravolgimento climatico era stato annunciato, soprattutto dalla Jeanne Syrien, una mistica francese, sulle colline, le montagne che franano, che vengono giù, ci sono questi messaggi del 1990 che oggi veramente sono impressionanti, ma a quel tempo anch'io li avevo presi così con un certo sano scetticismo. Ecco, perché poi subentra sempre lo scetticismo, perché l'ho chiesto anche alla precedente la precedente ospite, in un periodo in cui la crisi magari ci rende tutti un po' più cattivi, magari anche atei, non si ha più fiducia in niente, non si ha fiducia nella politica, magari non si ha fiducia nemmeno nel cielo. E tu come la vedi? Cioè, c'è un ritorno alla spiritualità o l'umanità si sta inasprendo e inaridendo? Ma guarda, dal mio osservatorio purtroppo devo dire che la difesa della spiritualità è molto confusa, molto incerta, si corre dietro un po' al sensazionalismo, poi ci si ferma lì, e nella vita poi reale e concreta io non vedo un impegno comunque serio di noi cristiani. Obiettivamente facciamo troppo poco, abbiamo quasi paura, cioè noi siamo diventati, invece di sentirci forti, no, di avere il Cristo, di avere la rivelazione principale, no, con noi, siamo ormai diventati sudditi di altre situazioni, di altri compromessi. E forse adesso questo intervento del Papa Francesco in Turchia è un pochettino un risveglio che io temo non sarà comunque facile e forse tardivo, purtroppo. Io non sono ottimista, obiettivamente. Chiaro. Ecco, Piero, resta con noi perché un paio di giorni fa sull'Eco di Bergamo, e comunque sulla stampa bergamasca, è stato riportato un episodio strano che si è verificato a Fontanelle. Il giornalista dell'Eco di Bergamo che ha seguito il caso si chiama Fabrizio Boschi, noi l'abbiamo in collegamento telefonico. Buonasera, dottor Boschi. Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì. Ecco, che cosa è successo? Guardi, tutto è iniziato lunedì scorso, sono 6 giorni fa, quando all'interno di un caravan di giostrai avrebbe lacrimato questo Cristo, questa statuetta in ottone, a ravvisare la lacrima che è scesa dall'occhio sinistro sarebbe stato questo 78enne Renato Biasini, che è un giostraio. Si è subito spaventato, ha chiamato i figli, sono entrati in questo caravan, hanno pregato, solo che il tam-tam in un battibaleno si è diffuso e dal nord Italia sono arrivati talmente tanti giostrai che la famiglia Biasini è stata costretta ad allestire un gazebo con 6 panche, con una sorta di altarino, con un hi-fi che emetteva le preghiere, il rosario di Radio Maria, e poi questa boccia di cristallo con dentro, con sotto il Cristo.
Io sono stato mercoledì, perché per 2 giorni la famiglia Biasini ha tenuto nel caravan il crocefisso. Personalmente, insieme anche agli operatori, al fotografo, al cineoperatore di Bergamo TV, onestamente non abbiamo visto mai uscire queste lacrime dall'occhio del Cristo. Erano molto più convinti i giostrai, che ogni volta ecco lacrima. Però onestamente noi in quei 20 minuti di lacrime non ne abbiamo viste. Sembra invece che il crocefisso, secondo la famiglia Biasini, avrebbe sanguinato altre 4 volte. E certo che è un fenomeno strano. La parrocchia, il parroco di Fontanella al Piano, che è l'ultimo paese dell'estremo sud della provincia di Bergamo, ha reagito con freddezza e ha detto che si è rifiutato di andare al gazebo, perché dice Cristo lo incontro quando celebro messa e basta, perciò io lì non vengo. Eppure tanta gente, anche dai paesi vicini, ha voluto mettere il naso sotto questo gazebo e sperare che il Cristo lacrimasse, però sembra che di lacrime non ce ne siano state. Adesso il fenomeno si è spento, cioè al miracolo non si è mai gridato, e tant'è vero che poi la famiglia Biasini ha deciso, visto il vai eccessivo di persone, soprattutto ricordiamo giostrai del nord Italia, ha deciso di affidare questo crocefisso a un sacerdote dell'Opera Nomadi e di smontare il gazebo. Noi abbiamo anche sentito il Don Attilio Cibollini, che è il direttore dell'ufficio comunicazione sociale della Curia, e dice che questa storia non interessa e non li riguarda. E soprattutto ha sottolineato che fatti del genere sono segnalati di continuo, purtroppo, e occorre prudenza in questo senso. Comunque sono stati 3 giorni movimentati a Fontanella, anche perché il gazebo è stato allestito nella zona artigianale del paese, dove la famiglia Biasini è stanziata dopo aver gestito la giostra per la sagra di ottobre e ottenuto dal sindaco di Fontanella di restare fino alla fine di dicembre per consentire ai bambini di andare a scuola, ai bambini dei giostrai di andare a scuola. Tutto si è ridimensionato, è stata una parentesi un po' insolita, però il via vai c'è stato e ripeto, questa lacrimazione in diretta non c'è mai stata. C'erano poi delle macchie su questo Cristo in ottone, in corrispondenza del costato, delle mani e dei piedi. Potevano essere macchie di sangue, però da qui a dire che ci sia stata la lacrimazione, onestamente e personalmente, avrei dei dubbi, dei forti dubbi. Grazie mille, dottor Boschi, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Ecco Piero, perché su questo caso insomma noi sappiamo che la Curia ha espresso forti perplessità, tra l'altro l'Eco di Bergamo, che è un giornale legato alla Chiesa, anche lì insomma non è che ci credano moltissimo, anche altri quotidiani locali poi hanno espresso forti riserve, perché sai, giostrai ora per carità non vuol dire niente, però insomma anche Barnum era famoso per il circo dove esponeva i casi più sensazionali e più farlocchi, più fasulli, la donna sirena eccetera eccetera. C'è anche questo aspetto purtroppo. Ora non voglio dire che sia il caso di Fontanella perché non abbiamo elementi di giudizio, però in linea teorica ci sono stati più in generale anche a volte delle truffe, diciamo. Ma direi che su sanguinazioni e lacrimazioni il pericolo è altissimo, per cui se non ci sono degli studi poi seri, delle analisi chimiche, anche sarebbe bene che i carabinieri avessero magari acquisito la statua, tenuta sotto controllo per un periodo, oppure qualcuno della Curia, ma se non c'è un approccio veramente serio, scientifico, queste storie rimangono appunto delle storie, le spiegazioni sono infinite. Dio Onnipotente può intervenire anche al di fuori dell'Eucarestia, contrariamente a quello che magari pensa qualche parroco. Non hanno l'esclusiva di Dio in chiesa, anche se l'Eucarestia è la cosa più importante per noi cristiani ovviamente, ma ciò non toglie che queste espressioni di richiamo possono avvenire. Se il fatto che sia venuto lì, se veramente fosse autentico, dovrebbero nell'ambito dei giostrai, nell'ambito dei nobadi, farsi loro una domanda: ma perché ha lacrimato proprio da noi? Forse non ci stiamo comportando come si deve, forse dobbiamo convertirci anche noi. Infatti. Senti, c'è un SMS di un radioascoltatore
Che ne pensa la Chiesa cattolica della veggente irlandese Lorna Byrne? Vede gli angeli, gli spiriti, parla con loro e pare sia in contatto con il divino. Che ne dite? Io non lo so, perché guardando, non la conosco, ma guardando in internet vedo che ha anche una pubblicazione, una sterminata biografia, ha scritto tantissimo. Cioè, ora non so questa signora, però mi sembra in odore di New Age, anche a me. diciamo di sano cristianesimo, però ovviamente non è un giudizio, è solo un'opinione personale la mia. Ecco, però la Chiesa è continuamente assediata da episodi di questo tipo, perché Arda Rocalas ci parlava di 2300 apparizioni che sono state, quindi apparizioni differenti catalogate da padre René Laurentin. Solo una minima parte hanno poi ricevuto il beneplacito dalla Chiesa. Quindi mi chiedo, la Chiesa forse è prudente, a volte anche troppo prudente, ma forse è un bene? Ma è sicuramente un bene. A volte io lamento soltanto quando ci sono dei casi che si presentano interessanti, con molti testimoni, con dei documenti, e allora a quel punto merita un approfondimento. Quindi avere magari un gruppo di studiosi laici coadiuvati da bravi teologi, anche sacerdoti preparati, questo potrebbe sgomberare il campo da un sacco di pseudo-apparizioni che sopravvivono, nonostante a volte anche noi l'abbiamo denunciate con documentazioni inequivocabili, eppure vedo che poi ci sono i ricorsi e la gente, nonostante avvertita, ci continua poi a cascare. Quindi questo cosa porta? Porta a volte purtroppo delle situazioni spiacevoli, quindi esborsi di denaro, molti soldi che finiscono nelle tasche sbagliate, non per opere di bene. Questo sinceramente a me indigna molto. Insomma, c'è chi ci lucra su queste cose, dai, diciamolo fuori. Ma ce ne sono tanti, guarda, ce ne sono tanti. Infatti ecco perché il caso di Palestina è importante, te lo dico subito, perché la Caterina Richiero è la veggente più seria che io ho incontrato nella mia vita, in assoluto. Non ha approfittato mai di questa apparizione, ha fatto obbedienza assoluta alla Chiesa e dopo decine di anni, il 19 luglio del 2014, ha avuto la soddisfazione che il vescovo Monsignor Oliveri di Albenga ha benedetto la prima pietra del futuro santuario. Quindi di tempo ce n'è passato e lei so che ha sofferto tantissimo con tutta la famiglia, il marito, la figlia. Sono persone squisite, hanno avuto, quando c'erano le apparizioni erano poveri, sono rimasti poveri. E se invece oggi guardiamo i veggenti senza fare nomi, perché non sembrerebbe poi un atteggiamento critico esagerato verso certe apparizioni, si rimane sconcertati dal lustro che mettono proprio in evidenza anche spudoratamente. Quindi alla fine io mi domando, ma il messaggio della Madonna come può discostarsi dal messaggio di Cristo, che è un messaggio diciamo di povertà evangelica, che non vuol dire essere degli straccioni, avere il necessario è giusto, però insomma se persino San Paolo Apostolo lavorava per mantenersi, io non vedo perché i genti di oggi debbano farsi mantenere dai pellegrini. Sì, appunto. Senti, una cosa che mi ha colpito delle apparizioni di Balestrino, la Madonna si è qualificata come l'Immacolata Concezione, come a Lourdes. Sì, esatto, come diciamo come figura è somigliante proprio alla Madonna di Lourdes, certo. Poi ecco il messaggio che la caratterizza, ripeto, è sulla riconciliazione, quindi molti anni prima rispetto a Medjugorje e ad altri luoghi, e soprattutto ha messo l'accento sulla pace, e quindi precedendo la Regina della Pace di Medjugorje anche lì di alcune decine di anni. E tra l'altro lei lo dice chiaramente nei suoi messaggi che sul Monte Croce possiamo trovare la luce e la forza, ed in quel luogo lei avrebbe offerto numerose grazie per i pellegrini. Ora, queste grazie effettivamente sono venute nell'arco di questi 30-40 anni, ma sempre in maniera molto soft, non sono state buttate così, diciamo, usate per fare cassa di risonanza. E anche questo, a mio avviso, differenzia questa apparizione da molte altre recenti in fatto proprio di serietà, e soprattutto la Chiesa, che ha studiato anche con decreti vescovili, con documenti, con interventi graduali, ha pastoralmente guidato molto bene questa apparizione, tant'è vero che oggi vi è stata questa apertura, questo diciamo riconoscimento locale, che poi è l'unico riconoscimento locale, non so in quanti anni ultimamente, è sull'apparizione. Questo la dice lunga sulla diffidenza e anche a ragione della Chiesa di Roma. Chiaro. Senti, un'ultima domanda, perché sul Monte Croce, dove c'è appunto questo santuario, ma io ricordo che c'è una fotografia che mostra una croce di luce nel cielo. Sì,
questo è proprio il segno, il grande fenomeno fotografato moltissimi anni fa, che è rimasto un po' dei documenti più importanti, ma non l'unico, perché sono state anche fotografate e anche viste luci che si muovevano. Il fenomeno della luce è proprio il fenomeno che ha dato poi l'ultima conferma, l'ultimo segno che aspettavano della verità su queste apparizioni. Quindi queste luci che si muovevano, che possono anche richiamare gli UFO in un certo senso, ecco, se vogliamo, sono state notate da moltissimi pellegrini, da moltissima gente, anche gente non credente, anche del posto. Chiaro. Senti, invece, per quanto riguarda la rivista Segno del Soprannaturale, che si trova, si ordinare via internet, ma si trova anche in tante librerie cattoliche, di che cosa vi occupate questo mese? Ma guarda, la rivista, come tu vedi, spazia tantissimo, ci sono molti approfondimenti. Il numero di dicembre poi tra l'altro è venuto diciamo particolarmente bene. Ci sono appunto aggiornamenti su Medjugorje, aggiornamenti anche su Balestrino, vi sono appunto tantissime notizie, è un numero ricco e devo dire che non saprei neanche io da che parte incominciare, perché veramente chiudiamo l'anno direi in bellezza, grazie al cielo, e già stiamo lavorando per un segno di gennaio, anche questo che si preannuncia ricco di cose interessanti. Soprattutto a gennaio non perdetevi lo speciale su Fatima, perché su Fatima ci sono delle novità molto interessanti. Anticipacene una però, che ci lasci con la curiosità, se no. L'anticipiamo? Non è più una sorpresa. Ah, bene, allora non le anticipiamo. No, guarda, ti posso dire che adesso le suore di Coimbra hanno pubblicato un libro in portoghese, sì, dove traperano delle notizie proprio sui castighi di Fatima, e questo messaggio un pochettino forte si collega proprio confermando la versione diplomatica che poi trae origine dalle rivelazioni sulla luce di Fatima, quella vera, fece a padre Agustín Fuentes, e che Giovanni Paolo II riprese in minima parte a Fulda nel 1981. Quindi voglio dire, tutto quello che hanno scritto su Fatima e che non ha mai avuto una conferma, se vogliamo, ufficiale, perché probabilmente non si poteva più dare, la Chiesa ovviamente non essendoci pronunciata prima non poteva fare, diciamo, delle brutte figure dopo. Vediamo che però adesso le consorelle della Suor Lucia stanno incominciando a fare giustizia storica, e questa è una cosa molto buona e ci conforta, perché Fatima è attuale oggi ancora di più. Benissimo, grazie mille Piero, buona serata. Niente, grazie a voi e buon lavoro, buona serata. Grazie. E noi stiamo continuando a monitorare così il percorso della Stazione Spaziale Internazionale con Samantha Cristoforetti. Siamo collegati via Facebook, chissà se ci sta vedendo, magari ci sta anche ascoltando, vabbè, questo è chiedere troppo. Vedo che comunque si sta lentamente avvicinando al Centrafrica, tra l'altro se le mie nozioni di geografia non sono arrugginite dovrebbe passare anche nei paraggi della Sierra Leone, quindi nella zona dell'Ebola, quindi prendiamola come un segno positivo dal cielo questa cosa. Basta digitare app.friendsinspace.org, il mio inglese continua a fare schifo. Noi siamo collegati telefonicamente con una notissima studiosa, a questo punto apriamo anche le linee telefoniche. Lei vive a Torino ed è Giuditta Dembeck. Ciao Giuditta. Ciao Alfredo, mi sentite bene? Benissimo. Sì, benissimo, benvenuta Giuditta, bene. Ciao. Buonasera a tutti voi. E allora il numero di telefono per intervenire è lo 0266203529, mandateci gli sms al 346 6427 756. Giuditta è una grande esperta di angeli, per esempio, ma di moltissime altre tematiche. Tu sei stata molto amica di un grande medium che era Gustavo Roll, e so che ogni tanto ci litigavi anche, Sì, ma se gli avessi detto medium ci avrei litigato immediatamente. Ecco, come lo definiamo allora? Chi lo sa, chi lo sa. Lui aveva contatti con l'altrove, ma non era la classica cosa della seduta spiritica, niente di tutto questo, era qualcos'altro, non saprei. Ecco. Non so trovare, dopo tanti anni, una definizione. Con tutto il tempo che ho passato con lui, con tutto quello che ho visto, con tutto quello che più o meno ho tentato di apprendere, non so trovare una definizione che vada bene per lui. Scusa Giuditta, tu hai detto che eri in contatto con l'altrove. Questo altrove cosa? Spiriti, angeli, non so, creature di altre dimensioni? È un po' difficile definirlo, quindi. Per quello ho detto altrove. Ecco, hai usato questo termine ad hoc, appunto, perché sono cavata con un termine indefinibile anche lui.
direi con dimensioni diverse. Con dimensioni diverse in cui probabilmente coesistono creature diverse, intelligenze diverse, non saprei, è indefinibile veramente, è come acchiappare un'anguilla, ti scappa da tutte le parti. Senti, io vorrei portarti a parlare degli angeli. Tu hai scritto dei libri molto belli, Gli angeli fra noi, me lo ricordo. Sì. Vorrei che tu, insomma, ci parlassi un po' degli angeli in generale, come possono anche venire in contatto con noi. Se anche, ecco, io ti vuoi fare una domanda un po' strana. Se un angelo può, diciamo, diventare umano per un momento, incarnarsi in una persona e aiutare una persona, Ti ad piacerebbe, esempio. ti piacerebbe? Io penso che questo possa, non che l'umano che in quel momento ti aiuta sia diventato un angelo, ma l'angelo si è servito di questa persona. Ecco. Si è servito di questa persona per aiutarti, perché le sue mani non possono acchiapparti mentre cadi, capisci? Ho capito. Mentre le mani dell'umano sì, ti prendono, ti stringono ed evitano che tu cada per terra, però la volontà è quella angelica. Però giustamente tu hai detto una cosa molto giusta, solo per un momento. Solo per un momento, perché è difficilissimo che le entità, le intelligenze angeliche si incarnino in modo stabile in un corpo umano. È troppo pesante, dolente, pieno di virus. Quindi però questo può accadere. Sì, io penso sicuramente di sì, e un paio di volte l'ho visto, sì, mi è accaduto, sì, un paio di volte sì. Allora Alfredo, sa che io certe volte sono un po' scettica, ho passato dei momenti un po' su, un po' credente, meno credente, però ultimamente mi è successo un fatto che sinceramente io sono tornata a casa in una situazione e ho detto veramente incomincio a credere agli angeli. Scusami se ti interrompo un attimo, poi ti dico una cosa scientifica molto importante, continua con quello che mi stavi dicendo, ricordami solo quello. No, volevo dirti che ho vissuto un fatto personale recente che veramente era una situazione un po' di crisi ed è venuta una persona che non conoscevo mai vista, che per caso passava di lì, che mi ha dato una mano. Allora adesso qualcuno potrebbe dire non esageriamo, però mi sono detta questo in quel momento veramente forse un angelo è venuto a soccorrermi. Adesso ti ho fatto un esempio, potrebbe essere un esempio banale, si potrebbe dare moltissime spiegazioni, il caso, la fatalità, diamo spiegazioni matematiche o che cosa, però io in quel momento lì ti dico che ero anche un po' disperata, ho detto ma forse ho invocato mio papà che era morto, non lo so. Quello non è un angelo, attenzione. Questo è l'errore che fanno tutti. Ecco, tu spieghi. Una cosa sono gli spiriti dei trapassati. Ecco, io ho detto papà aiutami, però è arrivata questa persona ad aiutarmi che non tuo papà ti amerà sempre e ti aiuterà sempre tutte le volte che potrà e con tutti i suoi mezzi a disposizione. Però lui è comunque un umano che dal regno umano si sta lentamente evolvendo verso l'alto. L'angelo non è mai stato umano, non è un nato di donna, discende dall'infinitamente alto verso il regno pesante e dolente della materia. Capisci? Sì, capisco. Quindi tra, diciamo, persone che sono scomparse, sono defunte e angeli, c'è contatto o non può esserci contatto? Questo non lo so, sono dimensioni molto molto diverse. Sono dimensioni Ricordi nel Vangelo Gesù dice la casa del Padre ha molte stanze. Comunque io ho sentito molte dimensioni diverse. La dimensione dell'angelo difficilmente è la dimensione del trapassato, perché l'angelo arriva da una dimensione rarefatta, purissima, infinitamente alta e pian piano attraverso schermature, veli diversi scende vicino alla materia, ma non può scendere più di tanto. Ci stiamo addentrando in un campo molto, molto particolare. Scusami, prima ti ho fermato un attimo perché ti ho detto, devo dirti una cosa importante. Pochi giorni fa ho parlato con Massimo Corbucci, che sicuramente voi conoscete. Questo fisico così particolare è talmente avanti che non lo capiscono. Lui mi ha detto, guarda, la scienza ride quando gli scienziati ridono quando si parla di angeli, ma se sapessero che gli elettroni sono 72, come 72 angeli della Kabbalah, e se sapessero che i 72 elettroni sono tutti portatori di energie diverse, come 72 diversi mantra degli angeli, non smetterebbero di ridere. E questa cosa mi ha colpita. Gli ho detto, Corbucci, per favore scrivimi questa cosa e io la metto a tuo nome appena faccio una ristampa di uno dei miei libri, perché è troppo bella, ti rendi conto? Sì.
È veramente Queste energie, queste 72 energie diverse che sono conosciute da tempi antichissimi, dall'Antico Testamento, dal Pentateuco, i 5 libri sacri di Mosè, sono conosciuti 72 angeli. Da allora hanno conosciuto 72 intelligenze portatrici di energie, di forze, di mantra diversi. E poi la scienza scopre che 72 sono gli elettroni. Io lo trovo bellissima. Sì, è affascinante e bellissimo. Comunque noi Quadra il cerchio, Questa è la quadratura del cerchio. Comunque noi conosciamo tanti scienziati che non sono poi così sfavorevoli, diciamo, alla connessione tra mente e anima, e psiche, corpo, dimensioni soprattutto, che stanno facendo studi, magari sono anche un po' ghettizzati, un po' guardati con sospetto, però io penso, almeno io ho studiato filosofia, ho studiato i grandi epistemologi, devo dire che tanti epistemologi comunque avevano una mente molto aperta, non erano i rigidi matematici severi, chiusi nel loro antro, loro... Assolutamente, ma tu pensa come è stato riscritto tutta la teoria del sistema solare, la teoria che la Terra è il centro dell'universo e il Sole gli gira intorno, eppure erano convintissimi di questo, sono ancora arrabbiati adesso. E lo stesso Corbucci dice che il famoso bosone di Higgs che si ricerca al CERN non esiste. Ecco. E lui te lo dimostra scientificamente. E dice loro hanno buttato 3 miliardi di euro per un qualcosa di irraggiungibile, di inutilizzabile. Intanto si sono presi 3 miliardi. Si sono presi 3 miliardi, però ho capito. Adesso andiamo proprio sul non è mica finita. Non è mica finita perché non hanno accettato l'idea di avere sbagliato e portano avanti questa chimera del bosone di Higgs. Ho capito. E lì che non serve a niente. Allora ci sono... Corbucci è una persona interessante su questo, mi ha chiarito un po' di... Chiaro. È odiatissimo dagli scienziati, immagino. Ovviamente. Allora, ci sono tanti sms, Lori da Varese vuole sapere, in pratica Il Signore Soprannaturale, la rivista di Piero Mantero, e poi invece, questo è proprio per Giuditta, gli angeli esistono, chiedo il loro aiuto e non me lo negano mai. Ecco, perché l'angelo quindi visto come una figura... a cui ricorrere. Sì, a cui ricorre, ma quindi non astratta, proprio ben concreta. No, è un'energia, è un'intelligenza, è una emanazione dell'energia divina, la più vicina a noi. E del resto io mi rifaccio molto spesso alle Sacre Scritture. Gesù ha detto: chiedete e vi sarà dato. Poi per paura che non l'avessimo capito bene, lo ha ridetto: bussate e vi sarà aperto. Se tu chiedi, c'è sempre un'intelligenza, un'entità, una creatura amorevole pronta a risponderti. Ovvio, devi chiedere, perché già il fatto di chiedere aiuto è una dichiarazione di fede. Io ti chiedo di aiutarmi, quindi so che tu esisti e sei disposto ad aiutarmi. Comunque... È difficile che tu faccia una richiesta del genere. Io so che tu non esisti, che sei solo una cosa psichiatrica, però ho bisogno che tu mi aiuti, per favore dammi una mano. Sconclusionata. Chi risponde a una cosa così? Però se pensi è molto bello che almeno io sin da bambina ti fanno la prima preghiera che impari, quella dell'angelo custode. Reggi governa me, cioè è proprio da bambini si insegna appunto anche a rivolgersi al proprio angelo custode. Ognuno ha un angelo custode. Giuditta, com'è? Senti, posso, sì, questo sicuramente, anche i cattivi, anche quelli che non ci credono. Posso proporvi un sistema, una meditazione che dura meno di un minuto, che ci aiuta a dire l'angelo di Dio in un modo diverso. Posso farlo? Sì, certo, Giuditta, come no? L'ho fatta molti anni fa in una trasmissione televisiva molto importante, forse con Maurizio Costanzo, l'ho fatta allora, esatto. E in sala c'era un silenzio irreale. Lo stesso Costanzo aveva trattenuto il fiato e camminava in punta dei piedi. È molto semplice. Mettetevi seduti tranquilli e immaginate di ripetere, ripetete una preghiera antichissima che tutti gli uomini e tutti gli angeli conoscono perfettamente, l'angelo di Dio, ma la diciamo in un modo diverso, con consapevolezza. Allora, nel momento in cui dite angelo di Dio, provate a immaginare Dio. Immaginatelo come volete voi, ma Dio è la cosa, l'entità, la forza più immensa che esista in tutti gli universi, in tutte le galassie. Voi immaginate Dio magari come un'immensa luce, un'immensa fiamma, non lo so. Angelo di Dio, e voi immaginate Dio. Poi, che sei il mio custode. E allora immaginate da questa luce immensa, grandissima, parte una scintilla di pura luce
e lentamente si avvicina verso di voi, perché quello è il mio custode. E poi gli dite: illumina, e sentitevi completamente avvolti da questa scintilla di luce che si avvolge come un cono, come un ovale di luce attorno a voi, come un guscio di luce. Illumina. Poi gli dite: custodisci. E nel momento in cui dite custodisci, vi sentite abbracciati, sostenuti da questa forza, da questa energia, da questa luce. E poi gli dite: reggi. Sentitevi sostenuti, come se questa meravigliosa creatura di luce dietro di voi ponesse le vostre mani sotto i vostri gomiti, sotto le vostre ascelle, per sostenervi, per permettervi di rimanere eretti davanti alle prove della vita. E poi gli dite: governa me. E immaginate le sue splendenti mani di luce posate 10 centimetri sopra la vostra testa, che governano i vostri pensieri, le vostre azioni, i vostri passi. Non lo trovate bellissima? Sì, veramente È molto tutto qui. intenso. Abbiamo ridetto esattamente le stesse parole che ripetiamo come una macchinetta. È vero. Ma questa volta le abbiamo dette con consapevolezza, abbiamo visualizzato tutto il percorso dell'angelo che dal trono di Dio arriva fino a noi, che ci avvolge nella sua luce, ci abbraccia, ci custodisce. Volete la ridiciamo di nuovo velocemente? Sì. Angelo di Dio, e dal trono di Dio vedete la scintilla di luce che arriva. Che sei il mio custode, si avvicina verso di voi. Illumina e vi avvolge di luce. Custodisci e vi stringe in un abbraccio. Reggi e vi sostiene. Governa me e mette le sue mani di luce sopra la vostra testa. Trovo splendida, perché ci sono diversi modi di vedere le cose. Uno in modo meccanico, senza il dono dello stupore, e l'altro invece con la consapevolezza, col cuore e con la mente. Ecco Giuditta, ma come mai la figura dell'angelo è presente poi in tutte le religioni? Perché va bene, quando si parla di Islam e ebraismo, ok, però se uno va anche indietro nel tempo, persino gli assiro-babilonesi avevano figure che sono... Anche i Maya. I Maya avevano i 4 bacabi che reggevano l'universo, i 4 punti zodiacali. Tutti hanno i loro angeli, tutti. Ma perché hanno... alla fine di quelle che sono le religioni, che a un certo punto possono anche ghettizzare le persone, non solo le religioni che scatenano il fanatismo, ma sono i religiosi e coloro che le interpretano. Però all'inizio c'è l'intuizione, c'è la percezione, o addirittura la rivelazione di una scrittura. E la percezione è sempre stata quella di un'entità immensa, sovrannaturale, e di figure intermedie tra questo immensamente grande e noi umani. Questa percezione c'è stata per chiunque, sempre, dalla preistoria più lontana e più remota, agli umani che si rivolgono verso il sole, lo adorano perché è bello, è forte, è potente, fino a oggi. Chiaro. È una percezione, la percezione di qualcosa che esiste. Sai, è la vecchia disputa tra Bernardo di Chiaravalle e gli altri, se Dio si percepisce attraverso i sensi o attraverso la ragione. Io penso che entrambe siano le risposte giuste. Se arrivi attraverso i sensi, attraverso la percezione, e attraverso la religione, attraverso la logica. Sai quella vecchia frase che dice: pensare che Dio non esista è come pensare che da un'esplosione in una tipografia esca un'enciclopedia rilegata. Chiaro. Senti Giuditta, ma il fatto che poi per esempio tutte le chiamiamole scuole di pensiero molto spesso così sono in rotta, perché magari tu parli di angeli e a me come ufologo verrebbe da dire no, ma sono gli alieni, quindi è qualcos'altro. Perché no, c'è posto anche per loro, eh? Ecco. Ci sono esseri di luce, ci sono creature che popolano altri pianeti, che si sono talmente evolute spiritualmente e materialmente, tecnologicamente, scientificamente, da non avere neanche più la necessità di un corpo fisico denso, materiale, pesante come il nostro. E noi ci cibiamo di sangue, di materia, e per cui siamo sangue e materia. Però
in futuro noi diventeremo talmente evoluti da non nutrirci più del sangue e della sofferenza di altre creature, ci nutriremo semplicemente della luce, dell'energia, e per cui il nostro corpo sarà diverso, non avrà più bisogno di uno scheletro, nutrendoci di luce noi emaneremo e emetteremo luce. E io penso che su pianeti lontani qualcuno che si è evoluto molti milioni di anni prima di noi abbia raggiunto questa forma che non è neanche più fisica, ma anche di consapevolezza, di intelligenza, di amore, di aiuto reciproco a tutto ciò che gli vive intorno, che una visitina nei pianeti meno evoluti e più disgraziati come il nostro la fanno. E gli umani, poveretti, li scambiano per angeli, ma c'è posto anche per loro, l'una cosa non esclude l'altra. Attenzione, questo è il mio modo di vedere dopo aver esaminato tante e tante filosofie. Poi, sai, ci sono i radicali che sono convinti di una cosa, che morirebbero per quell'idea, e pazienza, buon per loro. Sì, perché una considerazione, perché forse ognuno poi coltiva il suo orticello, perché anche in ufologia c'è chi dice no, ma vengono da pianeti lontani. Poi però la scienza ci dice che non esiste un universo, ma esiste il multiverso, quindi tanti universi, tante dimensioni parallele, e allora forse lo spazio qua attorno sta diventando persino fin troppo popolato. Ma sai, più che pianeti lontani nel tempo e nello spazio, io parlerei di dimensioni che possono essere parallele. Ad esempio, si dice che tantissimi mezzi di volo alieni sono qui accanto a noi, in stato di invisibilità, quindi su una dimensione diversa. Loro possono rimanere in stato di invisibilità e quando lo desiderano rendersi visibili. Guarda ad esempio il caso di Zanfretta. Zanfretta lo sento molto spesso, e Zanfretta ogni tanto viene prelevato, cioè gli arriva il segnale che deve andare in un determinato posto. Lui vede la luce, cammina verso quella luce, entra in quella dimensione di luce, in un posto che è in montagna, dove non c'è niente. Lui entra nella luce e una volta che è entrato lì dentro, lui cammina su un pavimento solido. Attorno a sé ci sono pareti solide e ci sono stanze, ci sono luoghi che però i terrestri non vedono. Lui dice, ma quando io cammino, se io fossi sulla terra starei camminando sul precipizio, mentre... Quindi capisci cosa intendo dire? La dimensione diversa. Sì, tra l'altro può convivere con la nostra. Tra l'altro il caso di questo metronotte ligure ripetutamente rapito dagli UFO, devo dire che siccome lui aveva annunciato il fatto di andare periodicamente sulla montagna, eccetera, so che i miei colleghi ufologi l'hanno seguito di nascosto, l'hanno spiato, poi a un certo punto in una zona della montagna dove non c'è nulla, quindi non c'è nemmeno modo di nascondersi, poi lui tutte le volte spariva, quindi non... Sì, sparisce. Sparisce. E dice che una volta una lepre l'ha seguito. Sì. Gli è andata una lepre dietro e poveretta è rimasta bruciata per metà. Sì. Giuditta, lui mi ha detto degli ufologi che lo hanno seguito e che poi a un certo punto spariva. Allora ci siamo fatti beccare, pensavamo non ci avesse visto. Vabbè. Vi ha beccati, vi ha visto. Annaggia. C'è una telefonata per te, Giuditta. Pronto? Sì, buonasera a tutti, Lisetta. Buonasera, mi scusi un attimo, devo ancora dire una cosa a Lissoni. Sì. Quindi erano i vostri, i tuoi che sì, l'hanno seguito. Sì. Occhio, perché lo incontrerai a marzo al convegno di Torino, Zanfretta. Dici che mi picchia allora. Che sono i vostri che lo hanno seguito, ma non lo so. Speriamo non ci stia ascoltando. Non volevo lasciare in sospeso questa cosa con Alfredo, mi dica, signor. Beh, niente di tanto importante. E quanti pittori si sono ispirati agli angeli? Anche questo c'è da dire. Andrea Mantegna, il Caravaggio, il Perugino, il Filippo Lippi, il Paul Gauguin e il moderni, anche i nostri pittori nuovi. Esatto, e poi un detto di San Giovanni Bosco che me lo ricordo ancora. Allora ricordati che hai un angelo per compagno, custode e amico, ha più desiderio di aiutarti che tu stesso di essere aiutato da lui. Vi saluto, buonasera. Grazie signora, buonasera. Sì, ma infatti questa cosa dell'arte è che ci sono angeli, intelligenze angeliche che vivono nei regni della bellezza, dell'arte, del colore, che avvicinano in astrale o in sogno o in chissà quale modo gli artisti e li ispirano, guidano veramente la loro immaginazione, la loro sensibilità.
Scusami, di questa divagazione, me era per chiudere il discorso. No, ma invece è interessante perché mi hai fatto venire in mente una trasmissione che era andata in onda nell'88, mi sembra, su Rai 3, dove c'era il critico d'arte Achille Bonito Oliva, che lui super scettico, non credeva a niente, anzi contestava sensitivi e parapsicologi dicendo ma noi artisti abbiamo l'occhio più lungo per cui riusciamo a percepire delle cose che la gente normale non vede. Beh, ma è la stessa cosa. Dimensioni diverse, loro penetrano in dimensioni diverse, dimensioni popolate da entità che vivono in queste dimensioni, e poi c'è questo da dire, che a seconda della sensibilità individuale vengono avvicinati da entità di quel tipo. Guarda la differenza ad esempio tra la musica rock, metallara, heavy metal e la differenza tra la musica new age, la differenza di suoni, di vibrazioni, e poi anche le stesse immagini sulle copertine dei CD, terrificanti le une, bellissime e colorate le altre. Cosa vuol dire? Che alcuni sono avvicinati da entità di un certo peso specifico, non voglio dire dagli oscuri, ma ci va molto vicino, e gli altri sono avvicinati da entità che vivono in regni di bellezza, di armonia, di vibrazione, di colore. Appunto il tema delle vibrazioni che mi stava venendo in mente, appunto, da chiedere. Ci sono vibrazioni positive e quindi vibrazioni negative. Ma una volta una mia amica che, vabbè, lei è un po' particolare, mi ha detto: sai, se tu sei molto triste e magari anche gridi, urli, sei disperata per un problema tuo, gli angeli si allontanano, cioè fanno fatica, le creature diciamo positive fanno fatica ad avvicinarti e a sostenerti perché tu emani vibrazioni negative. Cosa ne pensi di questa teoria che mi è stata riferita? È il discorso di io penso positivo, perché se noi pensiamo in un certo modo, se noi cerchiamo speranza, veniamo avvicinati da creature, entità, esseri, vibrazioni di speranza. Se tu sei un pensatore negativo, rabbioso, pieno di odio, di rancore, e purtroppo attiri quel tipo di entità e di vibrazioni. Chiaro. È proprio una questione di peso specifico, C'è un'altra telefonata per Giuditta, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Alessandro. Sì. Stavo ascoltando la trasmissione, mi sono sintonizzato da pochi minuti. Sì? Io sono un ascoltatore di Radio Padania assiduo perché trovo che la vostra emittente sia molto, molto interessante anche su vari punti e vari aspetti. Ora, volevo chiedere alla signora Giuditta che inevitabilmente alcuni argomenti compenetrano proprio in questa dimensione terrena alcune problematiche. In questo caso mi riferisco alla crisi, alla politica, a certi avvenimenti. Io sottolineo che sono uno studioso di fisica quantistica, di misticismo e ho vari anni di esperienza. Di Corbucci pochi minuti fa. Allora l'ho persa, me lo sono persa. Comunque volevo sapere qual era il suo il mio ruolo? Sì, non ho capito la domanda. No, purtroppo siccome era con un cellulare chiaramente non si è capita perché l'abbiamo perso. Sì, se vuole provare a richiamare c'è un'altra telefonata comunque, te la passiamo così poi rispondi a tutti e due. Pronto? Sì. Abbassi la radio per favore, salve. Sì. Sono Paolo da Cagliari. Sì. Una domanda che vorrei fare, no? Questa relazione tra entità, peso specifico. E però io molto semplicemente avrei voglia di dire un mio parere, no? Che praticamente questa relazione col vivere, con la vita, con lo vedere chiaro, vedere scuro, un po' come dire quegli atteggiamenti che abbiamo noi, depressivi oppure entusiastici, no? Che sia legato piuttosto non tanto a queste relazioni di spiriti o di entità, quanto piuttosto a una propria personale capacità di decidere nelle questioni della vita, perché le decisioni sono frutto di una logica, e quindi se noi nella logica riusciamo ad avere chiarezza, ecco allora le conseguenze sono positive, o perlomeno si tendono verso il positivo, piuttosto che pensare, a me non piace, appunto lo voglio dire, pensare che la vita sia legata a questa entità extra, anche se anch'io credo negli angeli, poi va bene. Non è legata,
non è legata a queste entità. Queste entità si avvicinano a noi se noi ne richiediamo l'aiuto. Non è che loro interferiscono, ci dominano, ci costringono a fare o non fare una cosa. Il libero arbitrio è un dono bellissimo nostro. Cioè, insomma, con una parola te la sei tirata addosso, no? Quando si... Libero arbitrio, sì, lo so. Libero arbitrio. C'è anche un SMS, signora Giuditta, lei è ancora in contatto con Roll? Sì, no, lo so che è morto, ma probabilmente intende un altro... Sì, ho capito che intendeva nel senso medianico. Ho capito, sì. Allora, ogni tanto io lo sogno. E lo sogno non perché io desidero sognarlo, come generalmente accade con tutti, noi siamo tutti così, desideriamo una cosa e la sogniamo. Lui arriva, io penso quando io ne ho bisogno. E il bello è che lui veniva a casa mia e prima di uscire, di salutarci, si avvicinava alla finestra, guardava sotto per vedere se c'era la macchina che arrivava, spostava la tenda, guardava giù, poi mi dava un bacio sulla fronte, lui era molto alto, e sentivo questo bacio schioccare. Quando io lo sogno, lui mi dice delle cose o cosa, poi mi dà questo bacio schioccante, forte sulla fronte, io mi sveglio all'improvviso col suono, col rumore, con la vibrazione di questo bacio e percepisco attorno a me il suo profumo. Però io lo sogno abbastanza spesso, però non è che io posso chiedergli, non è una comunicazione volontaria dove io gli dico per favore ho bisogno di questo, quello, quell'altro. Ogni tanto, sai Alfredo, tu mi hai detto prima ci litigavi ogni tanto, sì, ogni tanto gli dico ma ti sei addormentato, sei invecchiato che non mi aiuti più, ma non hai visto che ho bisogno di questo? Il mio rapporto è così, no? È affettuoso, amorevole ancora adesso, però sì, lo sogno abbastanza spesso. E la cosa che mi stupisce e che mi commuove è questo suo bacio sulla fronte. Sogno di essere sempre in quello stesso posto della casa, che ormai ho cambiato casa, non sono più lì, ci abita mio figlio in quella casa lì adesso, ma nel sogno siamo vicini alla finestra, lui scosta la tenda per guardare, poi mi bacia sulla fronte e io mi sveglio con questo schiocco, ma lo sento fisicamente lo schiocco, e poi questo suo profumo inconfondibile che era solo suo, lo sento ancora. C'era questo che voleva chiedermi l'ascoltatore, sì. Questo è il contatto che ho con lui, ma non ho contatti medianici, anche perché io rifuggo molto dalla medianità, perché sai, la medianità significa aprire la porta su una dimensione sconosciuta e non sai chi passa da quella porta, primo. Secondo, sarai capace di richiudere quella porta e buttare fuori l'ospite indesiderato. Questo è il mio atteggiamento, che è anche l'atteggiamento teosofico, e ci sto abbastanza attenta. Cosa ne pensi delle persone che hanno la scrittura automatica, che ti mettono in contatto magari con le persone defunte, con determinati spiriti, guida, così? Sì, ma la medianità esiste. La medianità è una realtà. Il problema è che le persone sono convinte di aver ricevuto chissà quale dono, ma anticamente al medium era negata l'iniziazione nel tempio, perché la medianità era ritenuto un non perfetto assemblaggio, chiamiamolo così, dei corpi sottili. C'era una schisi, c'era una frattura, c'era una rottura attraverso cui passavano energie, forze, entità da dimensioni diverse. E mentre adesso i medium credono di avere chissà quale dono, ma non sanno che non sempre l'entità che passa è quella che loro credono che sia. Chiaro. Attenzione, questo è il mio modo di pensare, ed è anche il modo teosofico di pensare, che la teosofia ti mette in guardia dalla medianità, perché è veramente molto peggio che aprire la porta a uno sconosciuto. È facilissimo, attenzione, facilissimo, è un contatto medianico. Chiaro. Allora 0266203529 il numero per intervenire. C'è un'altra telefonata per Giuditta. Pronto? Buonasera Lissoni, sono Angelo da Brugherio. Ciao Angelo, dici. Una domanda alla signora. Quel che mi risulta quando c'era il signor Roll, mi sembra che ebbe un incontro quando John Kennedy venne in Italia a una visita, e mi sembra che aveva anche contatti con il generale De Gaulle o con Fellini. Poi una domanda a lei, Lissoni. Sì. Questa è tecnica. Io non mi ricordo più com'è la prassi quando, ad esempio, non so, una navetta tipo Curiosity o Rosetta o via dicendo, quando loro trasmettono le foto, come vengono riprodotte in studio nelle centrali a terra? Sono codici a barre? Non so, non mi ricordo più, la ringrazio.
buona trasmissione, buona Padania. Grazie. Allora, prima Giuditta. La parte scientifica io proprio non saprei, per me è molto peggio che l'arabo lo impari, quello no, almeno per me. Allora, io ho letto diverse volte che lui ha incontrato Fellini, De Gaulle, eccetera, cioè, scusate, Kennedy e De Gaulle. Io riferisco soltanto cose che gli ho sentito dire personalmente o che ho visto io personalmente. Non ho mai riferito niente per sentito dire. Questo per me sarebbe un sentito dire. Io da lui personalmente non ho mai sentito dire dell'incontro con Fellini, però dalli questo Fellini, voglio dire Kennedy, con Fellini erano amici, si vedevano spesso, molto molto spesso, ma dell'incontro con Kennedy io non so niente, o perlomeno a me personalmente non mi ha detto niente, però l'ho letto scritto da altri. Io non posso né confermarlo né smentirlo. Con Fellini invece erano veramente molto amici, si vedevano spesso e Fellini non ha mai girato un film perché Roll glielo sconsigliava. Dice no, tu non lo devi fare perché questo è un film sulla morte, lascia perdere, non lavorare con questi elementi. E poi c'è un'altra cosa, Fellini era stato contattato, questa cosa l'ho raccontata nel mio libro, non mi ricordo il titolo del libro, lì sono, ho un'amnesia. E dopo lo cerchiamo in internet allora. Il grande precursore, Gustavo Adolfo Roll, il grande precursore. Ma ne hai scritti così tanti che insomma in effetti. No, su Roll ne ho scritto uno solo. E c'è un CD allegato e dove si sente Roll che mi racconta questa cosa. Richiede un attimo di tempo ma è interessante, mi fa piacere raccontarla. Sì. Se sei d'accordo ovviamente. Sì, certo. Roll era stato contattato da Castaneda. Da Castaneda, scusate, Fellini, ho fatto confusione. Fellini era stato contattato da Castaneda e da altri perché volevano che girasse un film su di loro. E Fellini ha mandato Andrea, non mi ricordo più il cognome, uno dei suoi sceneggiatori, a incontrarlo e a parlargli. E sono accadute delle cose strane, perché Castaneda sapete che era della scuola di Don Juan. Sì. Di Don Juan, e Don Juan operava dei prodigi, chiamiamoli così, sulla materia che erano identici a quelli di Roll. Lui era in grado di materializzare fogli, farli precipitare con le scritte, materializzare oggetti, apparire o scomparire se lo desiderava, leggere il pensiero delle persone. Insomma, su Don Juan abbiamo letto moltissimo a proposito di Castaneda ed era reale, era vero tutto questo. Castaneda si stava preparando a diventare un Nagual come Don Juan, però poi ci sono stati dei problemi e questa iniziazione non è avvenuta. La storia era questa: un giorno Castaneda e Don Juan si trovavano in non so quale città del Messico e sono andati a vedere il film La strada di Fellini, proiettato di là nel New Mexico. Usciti da lì si siedono in un parco e Don Juan dice a Castaneda: vedi questo regista? È l'unico che potrebbe parlare di noi e fare un film su di noi. Questo Don Juan a Castaneda. Castaneda entra in contatto con Fellini, se non che cominciano ad avvenire degli episodi strani in casa di Fellini. Gli piovono dei fogli con delle richieste, insomma degli episodi che noi chiameremmo paranormali. E però gli dicono a Fellini non dire niente a Roll su questo nostro incontro, su questo progetto, perché Roll ormai è vecchio e non capisce più niente. Questo detto dal New Mexico a Fellini. Fellini ha pensato bene di dirlo immediatamente a Roll. Roll si è arrabbiato tremendamente. Ha detto come si permettono? Lascia perdere, non ne fare niente, lascia perdere, non voglio saperne, non entrare in contatto con loro. E così noi abbiamo avuto un film di Fellini su Castaneda e Don Juan per questo attacco terribile di rabbia, ma quello che vi sto raccontando potete sentirlo direttamente dalla voce di Roll sul CD allegato al mio libro. Però all'epoca io non avevo capito cosa succedeva, perché Roll mi ha detto: sai, sono andati da Fellini
dei sacerdoti di là, del Messico. E io pensavo ai missionari. E gli hanno chiesto di fare un film su di loro. Io, che non avevo capito chi erano questi sacerdoti, dicevo, ammazza questi missionari che si fanno fare un film da Fellini. E non avevo capito di chi si trattava. L'ho capito dopo, quando poi mi ha spiegato tutto il resto. Chiaro. Quindi noi non abbiamo avuto, ma pensa che film straordinario che sarebbe stato. Infatti. Giuditta, ti fermiamo un attimo per dare la linea alla pubblicità e resta con noi. Vuoi acquistare o vendere un'azienda? Cerchi un partner o un socio finanziatore per sviluppare la tua attività? Cogefim da 30 anni opera con successo nelle intermediazioni commerciali, artigianali, industriali in Italia e all'estero. Vendere, acquistare un'azienda è una scelta importante. Chiamaci 02 32 72 448 o visita il sito cogefim.com. Quello che stai ascoltando, pretendilo in qualità perfetta. La tua radio è già digitale, diventalo anche tu. È tra noi, è in tutta Italia, è in tutti i negozi. Festeggiala, è la settimana della Digital Radio. Adesso, quando acquisti una nuova radio, anche per la tua auto, chiedi la Digital Radio. Informati su digitalradio.it. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Ciao, sono Giovanna della Mondoflex. Il Natale è qui da noi e buon anno a tutti! Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre a Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Il miglior galletto alla griglia di Milano, gustalo da El Galette. Tenero, prelibato, servito con patatine fritte e birra artigianale a soli 15 euro. E poi assapora la buonissima polenta taragna con funghi porcini, gialla con brasato, il goulash, la salsiccia, l'enorme cotoletta e il succulento hamburgerone. El Galette, che bontà! A Milano in via Taverna, angolo via Corelli. Per prenotazioni 02 84 96 21 50. Ampio parcheggio riservato. Nella casa del futuro, l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL propone a Augusto Garolfo villini singoli e bifamiliari in classe A+, con costi energetici quasi azzerati. Una sintesi perfetta tra estetica, comfort ed efficienza per regalare agli acquirenti il sogno di un'abitazione veramente ecocompatibile. Per informazioni 0331 070 766 laghialpinisrl.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Benissimo, rieccoci in diretta per rispondere velocemente al radioascoltatore. Allora, un tempo, per esempio, la Voyager trasmetteva 160 byte al secondo, i dati venivano catturati dalle 34 antenne, sono antenne con 70 metri di diametro, venivano catturati dalle antenne della NASA. Adesso si utilizza più semplicemente il laser e i satelliti. Allora, il problema è che ogni tanto, utilizzando questi sistemi, ci sono degli errori di cifratura, di pixelatura, per cui vedete le foto con tutti i quadratini neri, ma comunque, insomma, diciamo che il procedimento è lo stesso dei computer e di internet. Noi siamo collegati telefonicamente con Giuditta Dembeck, che è sempre qui con noi. Ti abbiamo un po' interrotto. Sono qui, in pubblicità ascoltavo una cosa interessante, quella dei villini ecocompatibili a emissioni zero, interessante. C'è sempre da imparare qualcosa, anche dalla pubblicità. Vedi, perfetto. Ecco, Stefania, volevi chiedere qualcosa a Giuditta? Se no parto poi io in quarta. No, volevo pensavo prima al discorso che abbiamo fatto, che dicevi che appunto ti appariva rolling, cioè dormivi nel sonno, eccetera. Ma durante il sonno noi possiamo venire a contatto con angelo, con altre entità spirituali, perché non so, si abbassa la nostra forse fase. Sì, è il momento migliore per loro. È il momento migliore per loro per contattarci, perché appunto, come dicevi tu, le nostre difese sono abbassate e noi siamo più aperti, più disponibili. Ma non solo siamo contattati da intelligenze angeliche, moltissimi di noi vengono addirittura istruiti dai maestri dei regni superiori, e però poi non ricordiamo che cosa ci hanno detto o chi abbiamo incontrato. Ci viene inserito, chiamiamolo così, un ricordo diverso,
Cioè la sensazione che abbiamo viaggiato, siamo stati in una chiesa o che abbiamo assistito a una funzione religiosa o che abbiamo incontrato un grande personaggio vivente sulla terra. E quello è il ricordo distorto che ci viene dato di un qualcosa di molto, molto grande, molto importante che abbiamo ricevuto. Come si fa adesso, come fanno ad esempio per cancellare i ricordi terribili di traumi da combattimento, gli inseriscono dei ricordi diversi, meno cruenti. Questa è la tecnologia umana, e la tecnologia dei maestri è quella che ti modificano il ricordo, e al risveglio tu ricordi qualcosa di bello e di importante che hai fatto, ma non i dettagli, ma in effetti chissà che cosa ti hanno insegnato, cosa ti hanno detto e come ti hanno aiutato, perché noi non siamo mai abbandonati a noi stessi in nessun momento. Quindi se una persona fa dei sogni, come dicevi te, particolarmente anche luminosi, magari si trova anche in una chiesa circondata da tante candele accese, oppure vede magari dei personaggi come, posso citare Mahatma Gandhi, così, è perché comunque qualcosa gli è stato trasmesso di positivo, qualche messaggio. Oh sì, ha ricevuto chissà quale insegnamento, quale tipo di aiuto, di sostegno, e il ricordo viene cambiato. Tu non ricordi di aver incontrato il maestro o un maestro, ricordi di aver assistito a un rituale o di aver visitato un sito archeologico o di aver camminato con un grande personaggio. E questo è il ricordo distorto, quello che al cervello viene permesso di ricordare. Chiaro. È un argomento molto bello e molto affascinante questo, veramente. E intanto stanno arrivando tanti messaggi anche sulle altre tematiche che abbiamo toccato nel corso di questa maratona. Carlotta ci segnala in Calabria la certosa di Serra San Bruno, legata all'ordine templare, a detta di alcuni storici è uno se non l'ultimo dei tempi templari. Ma Giuditta, io so che a proposito di Santo Graal c'è qualcosina anche a Torino, Ma non saprei dirti, perché ognuno ha la sua versione, ognuno ha la sua storia. Cerchiamo di capire chi pensa al Santo Graal come un oggetto materiale, chi ha la perfezione, chi ha addirittura la Maddalena, ognuno ha il suo modo di pensare. Però a proposito di Serra San Bruno e dei Templari in Calabria, io avevo letto da qualche parte, e non ricordo dove perché c'è un gran frullato di nozioni nella mia mente, che i primi cavalieri, qui dobbiamo tornare ancora prima della nascita dei Templari, dobbiamo tornare nuovamente a quel Bernardo di Chiaravalle che è stato veramente un crocevia importantissimo nella storia. I primi cavalieri che sono andati a Gerusalemme, inviati da Bernardo di Chiaravalle, fra quei primi cavalieri che erano dei grandi di Francia, c'era un Jacques de Payenne, insieme a tutti gli altri, Gondemar, il conte di Champagne e così via. Jacques de Payenne, che non si capisce bene chi fosse. Sembra però che sia un nobile signore calabrese. Pensa te. Un nobile calabrese associato con il gruppo dei cavalieri di Pagani in provincia, il cognome è Pagani, in provincia di Salerno, quindi questo Jacques de Payenne tradotto Pagani, quindi uno dei nostri. Giacomo Pagani, insomma, ho capito. Ci sono due telefonate per te, Giuditta, sentiamole in fila. Pronto? Pronto, buonasera, sono Marisa di Renate. Complimenti per la trasmissione, è molto interessante. Io poi mi sento molto attratta dall'aldilà, da ciò che è sconosciuto. Senta, io volevo fare Alfredo, che è un grande che la sa pilotare nella maniera giusta. Vero. Vabbè, poi ha una conoscenza, lui fa finta di niente per lasciar parlare gli ospiti, ma lui ha una conoscenza che è 4 volte la mia. Mi dica, signora, posso parlare? Glielo dovevo dire. Dica, signora. Senta, io volevo chiedere, siccome sappiamo tutti, c'è la trasmissione Chi l'ha visto, che segue le persone scomparse. Come mai noi terrestri non ci avvaliamo di queste persone che hanno delle facoltà superiori, che hanno delle conoscenze superiori a noi esseri umani che viviamo su questa terra, per sapere che fine abbiano fatto questi bambini, queste persone adulte? Come mai questo non si può sapere? Grazie, sentiamo un'altra telefonata allora. Pronto? Ciao, pronto? Sì, ciao, dici. Ciao, ascolta,
faccio una domanda un po' particolare, ma visto che state parlando di questioni che comunque prescinderanno, diciamo, della vita e vanno dopo la morte, ma tutti gli animali che noi amiamo, che ci hanno tenuto compagnia per, diciamo, nella vita terrena, dopo che cosa gli succede? Saranno con noi? Non saranno con noi? Mi rivolgo solo, diciamo, agli animali che abbiamo amato, quindi non so, un cane che abbiamo tenuto particolarmente nella nostra, ovviamente non al pollo che mangiamo, no? Chiaro. Però quelli pensa a ritrovarseli di là, tutto un esercito di polli. Saranno incazzatissimi. No, è una domanda molto bella e molto tenera. Sì, è vero. Perché io comunque nella vita ho avuto... No, dicevo, io comunque nella vita non ho avuto miliardi di animali che mi hanno... Io ho 50 anni, ho avuto 3 gatti che sono morti e vorrei capire... se li ritrovi di là. Cioè, se li ritrovo, in che forma, se potrò mai, come dire, ripagare e farmi ripagare dell'amore che ci siamo dati vicendevolmente. Grazie. Giuditta. Ma sai, piacerebbe anche a me ritrovare i miei amati cani di là e a tutti noi che abbiamo avuto un animale in casa abbiamo ricevuto un amore immenso, incondizionato, e gli abbiamo dato amore. Allora diciamo questo, che la porta dell'evoluzione per il regno animale si aprirà e i primi a passare dalla dimensione animale a una dimensione superiore, non ancora umana, saranno gli animali che sono stati accanto a noi e che hanno ricevuto una sorta di iniziazione. L'iniziazione, chiamiamola così perché è un termine molto vasto, è quell'amore, quella tenerezza, quella cosa che noi gli abbiamo dato, la scintilla divina che è nel palmo delle nostre mani, che noi non vediamo e che però gli animali vedono. Quindi gli animali che hanno molto amato e sofferto e che sono stati molto amati, alcuni regni, i cani, i gatti, i cavalli, le scimmie, gli elefanti, quelli che sono stati più vicini, i cavalli li ho detti, saranno i primi a passare, non appena si aprirà la porta dell'iniziazione dei regni inferiori, quando noi avremo fatto, quando l'umanità avrà fatto il passo verso, più alto. Verso un regno superiore. E quelli che più hanno amato saranno veramente i primi, perché hanno ricevuto di più, hanno ricevuto questa forma di iniziazione degli umani. E per un certo periodo, comunque molto breve, l'astrale animale in qualche modo sopravvive accanto a noi. Non so dirvi se lo troveremo di là, ma io penso che quelli che hanno ricevuto molto molto amore in qualche modo ritroveranno queste persone, questi umani. Vorrei non ritrovare tutte le pacifiche mucche, vitelli. Io gli agnelli non li mangio perché mi dispiace, sono troppo simili ai bambini nostri, però tutte queste creature che abbiamo mangiato io preferirei veramente non ritrovarle. Io che amo molto gli animali, veramente ammiro i vegani. Volevo dirti questo, tu hai sentito parlare del ponte dell'arcobaleno? Perché io... ecco. Aspetta, non rispondere subito, Giuditta, perché intanto abbiamo una telefonata in linea, te la passo subito. Pronto? Pronto? Sì, può parlare, pronto? Pronto? Sì, buonasera, ci dica. Pronto? Buonasera. Abbassi la radio, per favore, perché si sente la mia voce in sottofondo. Buonasera. Dica. C'è qualche problema di comprensione. Sì. Pronto? Pronto? Sì, ci dica. No, niente, stavo dicendo che non sono d'accordo con la signora Giuditta, mi pare, perché Socrate metteva in primis il sasso, secondo il vegetale, terzo l'animale, e noi in quarta ed ultima dimensione, per cui non sono troppo d'accordo su quello che ha detto. Però vorrei chiedere, perché avevo cercato di dialogare anche con qualche prete, con qualche psichiatra, psicanalista. Io non credo ovviamente a queste cose, molto scettico e nichilista, insomma. Quello che volevo dire è che mi era successo un fatto strano all'inizio dell'anno. Una colomba, praticamente un colombo, quelli che fanno cucucula, una colomba o una tortora. Sì. Pronto? Sì, ci dica.
Dunque, una colomba e una tortora, io stavo raccogliendo la legna fuori. A un certo punto sopra il pino sento che questa colomba mi fa cucù cucù. Poi, molto male, ha detto, chiamandomi per nome, ha detto guarda chi c'è coppa, ma con suono gutturale quasi. Poi ha schiarito il suono. Poi terza, quarta e quinta volta invece ha detto attento, chiamandomi per nome, guarda che te scrocca. La colomba. Io ho cercato questa colomba, ho sentito che ha fatto. Scettico, insomma. Come? Va bene, ecco. No, io non credo tanto a queste cose, ripeto. Per questo ho pensato, ma cos'era un drone? Cos'era? Come ha ragionato il mio cervello? Dove ero in quel momento? Adesso mi sto anche chiedendo, ma mi è successo veramente? Capite? Va bene, Quello che voglio... grazie. Beh, insomma, i merlindiani parlano, le colombe non lo so, vabbè, Giuditta. Ma probabilmente lui aveva bisogno di risposte e l'ha percepita in questo modo, però per essere scettico mica male. Infatti. Senti, invece sul ponte dell'Arcobaleno, questo posto in paradiso dove andrebbero gli animali? Molti parlano del ponte Arcobaleno, probabilmente potrebbe esserci, sai, le dimensioni sono infinite e potrebbe esserci una dimensione in cui questi esseri che hanno ricevuto e che hanno dato amore passano e che rimangono per un certo periodo, non lo so, è un argomento che non conosco. Io ti dico quelle che sono le mie speranze, io spero veramente di rincontrare queste creature amorevoli con questi begli occhi luminosi che hanno sofferto così tanto, a cui noi che avremmo dovuto dargli l'iniziazione, molte volte gli abbiamo dato delle sofferenze enormi. Giuditta, scusa, ma come può rimanere vicino una persona a noi cara che ci è morta? Può rimanere anche a noi vicino, magari giustamente su un altro piano astrale, se posso usare questo termine, anche un animaletto a cui abbiamo voluto tanto bene, ma questo lo dico anche per una mia cara amica che ha una... Beh, a tutti farebbe piacere. Sì. Sicuramente per un certo periodo rimangono accanto a noi. E perché magari... i legami d'amore sono legami d'amore. Il legame d'amore non è che si scioglie e scompare, un legame d'amore è stabile, duraturo per molto tempo. Quindi per molto tempo il legame d'amore con questa creatura ci sarà. Figurati quanto è grande il legame d'amore tra noi e gli umani, che dura per molto tempo, e tanto anche per le creature di un regno inferiore, ma inferiore perché non si è ancora evoluto. Ma in qualche modo per un certo tempo c'è la sopravvivenza. Soltanto che noi abbiamo l'eterico e l'astrale. L'astrale decade dopo poco tempo, mentre l'eterico è la nostra scintilla divina, la nostra parte immortale che prima o poi si reincarna. Gli animali hanno solo l'astrale, rimane per un po' accanto a noi e poi decade, così come decade anche l'astrale umano. Ma nel frattempo decadiamo anche noi. E non ci siamo più. Ma durante i sogni, ad esempio, quando loro non possono venire, queste creature, questi nostri animaletti oppure anche le nostre persone care, non possono passare in quel momento e mostrarsi a noi, secondo te? Sì, perché il sogno è una dimensione diversa. Nel sogno la nostra parte immortale, diciamo così, la nostra parte eterica va nei piani eterici ed astrali e incontra le creature che sono ancora in questi regni. Per questo è possibile questo scambio. Certo, non si può andare oltre l'astrale superiore, perché da lì entriamo in una dimensione troppo rarefatta in cui noi non possiamo penetrare. Però durante il sogno il nostro spirito, chiamiamolo così, viaggia sui piani astrali e incontra le creature dei piani astrali. C'è il regno umano e il regno animale, sicuramente. Senti Giuditta, devo raccontarti un fatto che è capitato a una mia amica che non è una persona comunque che racconta, era una mia compagna di classe e anni fa è morto un nostro compagno in un incidente stradale. Questa mia amica ha detto che ha fatto questo sogno strano, ha detto che si trova come il famoso corridoio di luce che tante volte, non è vero Alfredo, si trova anche in pitture eccetera, e lei camminava lungo questo corridoio, era sollevata da terra, era molto triste per la morte di questo nostro amico compagno di scuola, vedeva come delle persone sollevate ai lati. E poi è andata verso una luce e diceva voglio andare anch'io, voglio raggiungere questo nostro amico, ha fatto il nome, e questa luce l'ha respinta, lei si è svegliata. Secondo te cosa significa questo sogno? Cioè adesso non è che entriamo nell'interpretazione. È un classico, è proprio un classico da manuale, che può arrivare fino a un certo punto e non plus ultra, non oltre questa porta. Sì, l'ha cercato, il suo desiderio, il suo amore, la sua tristezza, il suo desiderio di rivederlo l'hanno mandata lungo
lungo quelle strade. Ecco, però lei non ha potuto... Dove Orfeo cercava Euridice. Bella questa tua metafora, questa bellissima, splendida. E però non ha potuto riportarla indietro. Sì, e poi era mancato da troppo poco tempo questo ragazzo, non poteva essere disturbato, passatemi questo termine. Ecco, ho capito. Per esempio, voi sapete che è mancato da poco mio marito, no? Sì, purtroppo l'abbiamo appreso, ci è piaciuto e tantissimo. Nonostante la tristezza, la solitudine, io non gli chiedo mai di aiutarmi. Gli dico: Nino, stai tranquillo, vai verso la luce, vedrai che ci sono tante persone che ti aiutano, troverai i tuoi amici, quelli che sono morti prima di te, troverai i tuoi genitori. Non preoccuparti, non c'è nessun motivo per cui tu ritorni di qua, perché io sono serena, sono tranquilla. Certo che non lo sono, certo che vorrei vederlo, vorrei sentirlo più di quanto possa fare col pensiero, però il mio contatto nei suoi confronti è tranquillizzante, rassicurante per lui che deve affrontare questo distacco. Va bene. Ho capito. Noi ahimè siamo giunti alla conclusione. Giuditta, grazie molte per essere stato con noi. Grazie. Giuditta. Grazie, arrivederci, buona serata a tutti. Grazie. Buona serata a te. E in questo momento Samantha Cristoforetti sta passando con la Stazione Spaziale Internazionale sopra l'Australia. Noi siamo arrivati alla conclusione, anche ora di andare a mangiare. Grazie Stefania. Grazie a te, grazie a tutti i radioascoltatori e ai nostri fantastici ospiti. Buona Padania a tutti. Avete ascoltato Padania Misteriosa.